improvvisamente c'è stata proprio una grandinata fortissima che ha durato qualche minuto. Quello che è strano, non c'era acqua e non c'era vento. In 70 anni non abbiamo mai visto una cosa simile. Niente lampi né fulmini, nemmeno pioggia, solamente una fortissima grandinata che in pochi minuti si è battuta sulla sagra de Apoenta di Castelmigno di Resana. Erano palline veramente grandi e qualcuna era grande quasi come una pallina da golf, se non anche di più. Talmente tanta la grandine caduta da aver sovraccaricato le grondaie, una di queste a metà capannone ha ceduto sotto il peso del ghiaccio. Ci siamo un po' preoccupati nel vedere scendere quantitativi importanti di grandine, quindi tempestivamente abbiamo allertato le squadre di sicurezza, abbiamo sganciato tutte le grondaie della tensostruttura in modo tale da fare scendere tutto il carico di ghiaccio che c'era nel capannone. È chiaro, la gente si è un po' spaventata nel vedere scendere quantitativi così importanti, ma eravamo in piena sicurezza. Il tempestivo intervento delle squadre ha evitato conseguenze per le tante persone presenti. Dove c'è stato il cedimento della grondaia, quella è una zona in sicurezza dove nessuno può sedersi ai tavoli. Niente invece è stato possibile fare per le auto parcheggiate all'esterno che hanno riportato danni alla carrozzeria. Anche la mia, che era parcheggiata fuori questa mattina con grande sorpresa, purtroppo le macchine lì non abbiamo potuto fare niente. Il maltempo ha coinvolto molti altri territori della Marca, l'area della Pedemontana da Valdobbiadene a Crespano, con strade, marciapiedi e giardini ricoperti da uno strato bianco, arrivando fino a Treviso e San Biagio di Callalta. Grandinate fortunatamente di dimensioni ridotte, salvo alcune eccezioni, come a Quinto. Impressionante qui il blocco di ghiaccio formato da piccoli chicchi raccolto da una signora nel giardino della sua abitazione. Buongiorno, buongiorno, ho aperto con questo servizio all'inizio con questa musica che ringrazio il maestro Giovanni Vello per ricordare tutte le vittime di guerra, ce ne sono tante in giro. Noi sentiamo quelle più vicine, quelle anche più lontane, ma non tutte. E anche in questo momento stanno morendo bambini, anziani, famiglie, giovani. Ma chi se ne frega, il mondo va da un'altra parte. La natura che si ribella, eppure i segnali li ha mandati. Abbiamo questi esperti, ricercatori, di tutto e di più, che dicono da anni: guardate che qualcosa sta cambiando, dobbiamo correre i ripari, dobbiamo fare prevenzione, investire. Tutti stanno correndo per la poltrona, infischiandosene invece di quello che avrebbero dovuto fare e che non è stato fatto. Li metto dentro tutti. Cosa hanno fatto per noi? Cosa hanno fatto per questo meraviglioso paese? Che tutti ci invidiano. Guardate come siamo ridotti. Ci fanno vedere sempre le cose belle, che tutto funziona, il turismo. Perché non ci fanno vedere anche qualcos'altro, il rovescio della medaglia? Lo chiedo ai miei ospiti, che ringrazio veramente di essere qui, al dottor Claudio Di Lupo di Medicina Ambientale, collegato con noi da Trissino Vicenza. Grazie dottor Di Lupo, veramente grazie. Saluto anche Renato Frigo, già presidente CAI Club Alpini Veneto, collegato anche lui da Vicenza. Buongiorno Frigo e grazie di essere qui. Allora partirei proprio da lei, dottor Di Lupo. Ma cosa sta succedendo? Eppure anche voi medici per l'ambiente, la medicina ambientale sta cercando di far capire che bisogna investire, bisogna cercare di porre rimedio. Ecco, cosa vede dal suo osservatorio, dottor Di Lupo? Mi sentite? Sì, benissimo, dottor Di Lupo, grazie. Mi sentite? Sì, sì, bene. Lei non mi sente? Bene. Ok, sì, perché ho un ritorno un po' strano. Bene, intanto buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, io mi occupo anche di medicina ambientale, sono un medico dell'ISDE, Associazione Internazionale di Medici per l'Ambiente. Ma se dobbiamo parlare di quello che sta avvenendo ormai da tanti anni, cioè il cambiamento climatico, per noi da un punto di vista medico è essenziale quello che ci dice la scienza. Credo che le riflessioni che dobbiamo farle proprio su due fronti, quello che dice la scienza e quello che della scienza non viene ascoltato, perché ormai sono tanti anni che varie discipline nel mondo, operando assieme, cioè parliamo di migliaia di ricercatori e scienziati che collaborano nelle varie discipline, quindi dal clima alla medicina, alla biologia, alla biodiversità, alla geologia. Questo
questa cooperazione ha permesso e sta permettendo di avere risultati sempre più importanti da un punto di vista scientifico per quello che sta avvenendo, distinguendo anche due piani da un punto di vista scientifico, quello che sono gli eventi naturali e quello che avviene perché c'è in sostanza un'azione umana che sta influendo anche su questi cambiamenti. È chiaro che sugli eventi naturali possiamo relativamente fare poco. Su quello che invece la scienza sta dimostrando da anni è determinato anche dall'azione umana possiamo fare molto. E qua gli esempi e gli ambiti sono tantissimi perché anche nelle nostre province, io abito in provincia di Vicenza e purtroppo la provincia di Vicenza è stata negli ultimi anni anche bersaglio di varie situazioni ai limiti del drammatico per quanto riguarda questo tipo di manifestazioni meteorologiche, che poi distinguiamo sempre, un conto è la meteorologia, un conto è la climatologia, però sicuramente la nostra provincia, oltre ad aver subito questi danni, è anche indicata sempre di più negli ultimi anni fra le prime tre, una volta prima, una volta seconda, una volta terza, province del Veneto che gode di alcuni record, fra cui l'inquinamento da polveri sottili, tutto quello che poi alla fine sto dicendo va a influire in qualche maniera sui cambiamenti climatici per quello squilibrio che avviene fra i gas che ci sono nella nostra atmosfera. Quindi c'è questo aspetto che dobbiamo considerare, quindi dall'inquinamento ambientale di vario genere alla cementificazione, cioè stiamo quasi tappando la bocca alla natura, alla sua possibilità di difendersi. Questo così in linea generale, spero di aver risposto alla domanda, questa è la posizione che io cerco di tenere, cioè fare riferimento ai dati scientifici e augurarmi che chi poi deve prendere in base ai dati scientifici delle decisioni a livello governativo, a livello politico, ai vari livelli anche dai locali fino a quelli nazionali, abbia il buon senso di ascoltare la scienza, non di negare e di addirittura negando, ostacolando quelle possibilità che abbiamo diciamo, di cambiare un po' questa tendenza, anche perché questo è un dato proprio scientifico, drammatico, il tempo per fare qualcosa si sta riducendo. Grazie dottor Di Lupo per essere stato anche molto chiaro, avete ascoltato a casa bene, perché io ve li faccio ascoltare le persone preparate per bene, che quando parlano sanno quello che dicono perché hanno studiato il pezzo. Io vorrei che voi ascoltaste bene perché poi la palla passa a voi. Io faccio il mio dovere, il mio lavoro, poi decidete voi cosa fare, se continuare così o se dare una sterzata a quello che pensate. Sentiamo anche Renato Frigo, ecco, non so come commentare anche da parte sua queste parole che mi sembrano sacrosante che ha detto il dottor Di Lupo. Qualcuno dovrà pure ascoltare e cambiare, non sente Renato? No, adesso le risento, per un attimo non l'ho sentita. Allora, queste parole importanti che ha detto il dottor Claudio Di Lupo, basta ascoltare chi ha studiato, chi dà dei segnali importanti per migliorare. Non sono riuscito a seguire la prima parte della riunione. Perché... parli della seconda che ha sentito, di quello che ha sentito, e sentiamo anche la sua versione. Prego, Frigo. Sono un attimo in difficoltà perché io non ho sentito niente. Guardi Frigo, è semplicissimo, ha parlato di ambiente, perciò abbiamo 360 gradi. Ecco, l'ambiente, l'inquinamento, il cambiamento climatico, ecco, lei cosa vede, cosa dice? Allora, su questa c'era un bellissimo film una volta che ho visto che parlava che un asteroide arrivava sulla Terra. E questo asteroide che arrivava sulla Terra e tutti quanti a nessuno importava. Fatto salvo il ricercatore che ha riunito un paio di ore prima dell'evento, ha riunito la sua famiglia in cucina e hanno fatto l'ultima cena assieme, in buona sostanza. È un film con Leonardo DiCaprio, questo è molto molto bello.
Questo per dire che andiamo incontro al cambiamento climatico, non rendendoci conto che questo cambiamento climatico siamo noi che lo generiamo, innanzitutto, e che non abbiamo nessuna intenzione di modificare i nostri comportamenti, perché tutto questo ci provoca instabilità. E questa instabilità ci costa. Quindi ci sono persone maggiormente sensibili che hanno a cuore il problema, il domani, e persone con maggior paura e meno sensibili che vogliono continuare lo stesso andamento. Però noi stiamo notando tutti i giorni, basta guardare l'andamento climatico di queste settimane, che qualcosa sta cambiando, quindi dobbiamo riuscire a cambiare anche noi, dobbiamo riuscire a cambiare. E questo è una riflessione che noi dobbiamo fare con noi stessi innanzitutto, al di là di tutti i dati che vengono forniti, perché tutti i dati sono a nostra disposizione. Dobbiamo fare nient'altro che la scelta di dire sono corretti e andiamo avanti, perché ci siamo resi conto che questi sono dati reali e non dati inventati da 4 scienziati dell'ultimo minuto che non hanno mai studiato. Avremo grossi problemi perché noi ci stiamo qua, piove tanto, però in montagna c'è poca neve e con tutto quello che consegue, ecco. Quindi è una riflessione, cioè la riflessione riguarda innanzitutto ognuno di noi, che deve convincersi che i tempi stanno cambiando, che lasciamo un mondo molto molto differente ai nostri figli rispetto a quello che abbiamo trovato, ma in questo caso qua in maniera estremamente profonda. Allora, Prego. Io non sono d'accordo in parte con quello che ha detto Renato Frigo, nel senso che si passa sempre a cercare di passare la palla al cittadino, che deve comportarsi bene, che deve rispettare le regole, che deve. Però mi sembra anche, Frigo, che il cittadino paga le tasse e delega le persone che dovrebbero investire anche sull'ambiente, perché sono soldi pubblici, per migliorare l'ambiente. Le sembra che facciano questo? Perché è vero che il cittadino, non tutti, una parte dei cittadini avrà anche questi problemi, ma io sono convinta che la maggioranza si comporta bene. Poi io sono d'accordo con lei. Abbiamo, aspetti Frigo che finisco, poi lei controbatte. Abbiamo commissioni, abbiamo enti. Mi vuole spiegare quando noi sappiamo come vengono gestiti questi soldi? Basta vedere quando i fiumi esondano, pieni di tutto e di più. Lei ha mai visto pulire i fiumi? Lei li ha mai visti pulire i fiumi? Eppure mi sembra che le cose siano chiare. Ecco, gli argini, solidificare gli argini, lei li ha visti? Dove vanno a finire tutti questi consorzi che paghiamo, ecco, per migliorare la qualità della vita? Eppure quando io li invito, tutti fanno tutto, tutti investono, tutti fanno, e poi noi ci ritroviamo in queste condizioni. Eppure gli scienziati, ce ne sarà anche qualcuno per carità che vuole fare il scienziato e non lo è, ma io penso che la maggioranza di persone esperte, io ho avuto ingegneri idraulici, qui in trasmissione ho avuto tutti e di più, quello che chiedono loro è di fare squadra tutti assieme, come è successo per il Covid, per la pandemia, e trovare le soluzioni, non uno solo. E la politica deve iniziare, Frigo, a capire che noi deleghiamo loro e pagati fior di quattrini per fare questo, per mettere la certezza della pena a chi sbaglia, per far pagare chi non sbaglia, per far rispettare le regole che vengono indicate dagli esperti ai lavori. Capisce che non ci sto, qua non ci sto a dire sempre il cittadino deve fare. Le sembra che in questo momento c'è qualcuno che faccia qualcosa, a parte questi ragazzi che sono partiti, vediamo ecco come andrà a finire, ognuno farà le proprie riflessioni, che la gente è stanca, che non ne può più, la gente non ne può più, è scesa nelle piazze finalmente per dimostrare, la gente vuole vivere in pace, vuole vivere bene, questo è quello che vogliono le persone, Frigo. E il cittadino, per carità, ci sarà anche chi sbaglia, ma andiamo a vedere che sbagli fa la politica e dove è investito in tutti questi anni. Le sembra che abbiano investito per noi, per il popolo italiano?
non riusciamo neanche più a sopravvivere. Io ho un banco alimentare con 2 stipendi, non ce la fanno più e si parla di aumentare di 20-30 euro. Ma cosa ne facciamo di 20-30 euro? Ma capisce che non ci siamo proprio, Frigo, che noi per carità possiamo anche migliorarci, però gli esempi devono venire da altri, gli investimenti devono essere fatti perché sono soldi pubblici e abbiamo un paese che sta franando, che sta crollando perché siamo fragilissimi. Cosa dice dottor Di Lupo? E poi sentiamo anche, torniamo da Renato Frigo. Prego. Scusate, ma vi sento proprio male io, ho perso anche un po' di quello che diceva. Vabbè, quello che ha sentito dottor Di Lupo. Ecco, adesso sento un po' meglio. Se fosse possibile, perché proprio sentivo malissimo l'ultima riflessione che aveva fatto. La riflessione che è la politica, che sono i stati generali, quelli che sono nella stanza dei bottoni, che devono investire ed ascoltare chi ha studiato, chi sa cosa fare, chi dà anche delle linee guida molto importanti, perché non è che siamo alla fine del mondo, però bisogna investire per migliorare. Prego. Certo, adesso ho capito bene. Purtroppo l'audio questa mattina per me è un po' difettoso. Comunque, sì, io ho seguito quello che dicevate e ribadisco, quello che a mio avviso manca è una grande azione di prevenzione. Io faccio il medico e quindi ragiono sempre come medico dal punto di vista scientifico. Per fortuna le tecnologie sono avanzate, abbiamo tante terapie, sempre di più, però tutto quello che abbiamo in più costa. Allora, anche in medicina l'azione meno costosa è quella di prevenzione. Quindi al di là io ho fatto anche i 2 distinguo, ci sono gli eventi naturali sui quali non è che non possiamo fare nulla, possiamo anche prevedere oggi. Però abbiamo affinato queste tecniche di previsione e poi non facciamo la prevenzione, quindi voglio dire, faccio un esempio, ci stanno dicendo, ma questo senza entrare in polemiche specifiche, ma proprio per fare un esempio, sappiamo che una delle grandi questioni in questo momento sono alcune grandi opere, fra cui anche lo stretto per il ponte fra Calabria e Sicilia, però lo stretto di Messina. Gli scienziati stanno dicendo delle cose importantissime su quella zona e i rischi di quella zona, perché è prevedibile che succeda qualcosa. Nonostante questo si va avanti senza ascoltare la scienza e questo è uno dei 1000 esempi. Allora io dico, perché invece non facciamo un uso migliore dei denari che abbiamo come nazione, andando a sanificare, a mettere in condizioni migliori i nostri territori per reggere a questi eventi, chiamiamoli naturali, perché poi il negazionismo arriva anche a dire che il negazionismo sui cambiamenti climatici arriva anche a dire che sono sempre esistiti, che insomma tutti seguiamo i media anche in queste giornate, c'è chi nega completamente addirittura i cambiamenti climatici. Ora io dico però le cose che stiamo vedendo ci sono realtà. Allora io posso portare dei dati, cioè sappiamo benissimo che cosa è avvenuto anche quest'estate in giro per il mondo, in Europa e in Italia e nelle nostre province. Ci sono i dati che parlano chiaro, cioè il cambiamento climatico ha comportato delle elevazioni delle temperature, aumentano, intendo dire migliaia, i morti durante quest'estate per colpi di calore. E non stiamo facendo nulla, anzi addirittura in alcune zone, nonostante quello che la scienza sta dicendo e i dati realistici che ho appena citato, alcuni dei dati, poi ce ne sono tantissimi, però dipende dal tempo che abbiamo a disposizione per esaminare tutti i dati, ma tutto quello che dico è tutto rintracciabile. Io faccio sempre riferimento a siti europei, nazionali, europei e mondiali, quindi centri di ricerca, tutto quello che è riconosciuto, escludendo l'ONU, quindi siccome ci sono polemiche anche su questo, parlo proprio di riferimenti di centri di ricerca. Ecco, questi sono i dati, no? Per citarne 2. Quello ultimo che ho citato, l'aumento delle temperature, comporta poi dal punto di vista di salute dei grandissimi problemi. Non so quanti sappiano che per esempio ci sono degli studi proprio degli ultimi anni che stanno dimostrando come l'aumento di temperatura durante questi periodi dell'anno
può comportare dei rischi per le donne in gravidanza, quindi abbiamo parti pretermine, questi sono i nostri ginecologi che lo dicono e i centri che raccolgono i dati che poi li elaborano e tirano le somme, no? Può comportare questo aumento di temperature il rischio per le donne in gravidanza con parti pretermini, con varie problematiche. Ora, io non riesco proprio dal punto di vista, negli ultimi anni, dal punto di vista scientifico, a capire come la scienza sta dando delle risposte molto in coordinazione come scienziati, perché quando parliamo di queste risposte parlo, come dicevo anche prima, di migliaia e migliaia di studi e di ricercatori, di studiosi a vari livelli universitari, quindi in giro per il mondo, che dicono queste cose, che non è uno o due, sono proprio la ricerca oggi è concepita innanzitutto come interdisciplinarità, quindi un dialogo sempre più stretto fra tutte le scienze e poi una coordinazione tra i centri di ricerca. Il Covid ha insegnato qualcosa, è stato uno dei pochi esempi in cui i centri di ricerca si sono messi assieme per dare delle risposte il più in fretta possibile. Quindi quello che mi sento di sottolineare è proprio questo, cioè come ci si ostini a non prendere veramente in considerazione la parte più importante che possiamo fare, che è quello della prevenzione a vari livelli. Questo riguarda anche i singoli cittadini, perché quando parliamo di questo tipo di problematiche, quindi di quello che l'uomo causa, perché abbiamo detto che è una concausa l'atteggiamento dell'uomo, quindi le azioni che l'uomo fa, questo riguarda sia i singoli cittadini che tutte le istituzioni ai vari livelli sempre più in alto. Quindi ognuno di noi ha la sua responsabilità. Quando parliamo di inquinamento è ovvio che ci sono delle responsabilità che possono essere quelle del cittadino che magari continua a non mettere in atto delle buone pratiche, quindi una raccolta differenziata, tutto quello che sappiamo su queste cose che se vogliamo entrare nel dettaglio centriamo, però voglio dire come le responsabilità possono essere individuate a tutti i livelli, però il cittadino spesso fa il possibile. Noi siamo abbastanza virtuosi in questa regione, per esempio per questi aspetti. E il problema è che se il cittadino è virtuoso nel non inquinare l'ambiente, dall'altra parte invece abbiamo delle grandissime realtà che inquinano e che lasciano i nostri Dottor Di Lupo, la per interrompo un secondo, se no mi cade la linea, poi torniamo, andiamo da Rinaldo Venezia, poi sentiamo anche Renato Frigo cosa aggiunge a quello che abbiamo detto, speriamo abbia sentito. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Questi discorsi, Mirella, stiamo buttando fiato per niente, perché i problemi che sappiamo tutti, ai cittadini, cosa facciamo gli altri cittadini? Andiamo in 2.000, 3.000 a fare la dimostrazione, ne manganea e ne metti anche in galera perché diciamo la verità. Ma cosa andiamo in cerca? Le grandi industrie, i grandi produttori di tutto, quello che vogliono, perché comanda loro, i grana, cosa andiamo in cerca ai cittadini? Gusto dare che colpa ai cittadini? L'unica colpa che abbiamo è quella di subire queste robe dai nostri politici. I nostri politici, ma cosa vuoi che gli interessa? Adesso con le votazioni tutti ti promettono, tutti ti dà, ma cosa andiamo in cerca? Ma è ammanuata, che diventa un lago, già ed era una bellezza, soltanto ammanuata a vagarla, non vacillare. I colleghi è neve perché si destua e si consuma a 4.000 metri, ma dove siamo? Ma non si rende conto che il mondo, se lo trattiamo così, ai giovani non facciamo niente? Che futuro vediamo i giovani? Non vediamo le possibilità di metterlo a posto, non vediamo niente e noi altri che consumiamo. Ma facciamo un'ipotesi semplice. Nel 1948 andavo sulle colonnette e sul ponte di Libertà a guardare macchine che passavano e contavimo da quanto poche che era. Adesso che sei milioni, e insomma è progresso, non ha portato benessere, non ha portato tutto, ma non ha portato anche queste situazioni qua. E non avremo da piangere, se avremo da sappa sui piedi da soli. E quando che gli scienziati dicevano guarda che sarà così,
ed era addirittura chi che diceva non capisce niente, non è vero niente, perché il mondo sarà evoluto. Se no dico che il mondo si mette tutto, ma come che evoluto? Grazie Rinaldo, grazie, molto chiaro. Ciao, anche Mirella, Rinaldo. buongiorno. Sai Rinaldo, bisogna iniziare invece anche a parlare, perché questo Mi Novò combattere il silenzio che abbiamo fatto in tutti questi anni ha fatto sì che arriviamo a questo, tanto Eurino parla, tanto Mi Novò combatte, tanto in Serangia, e siamo presi così. Renato Frigo, prego. Io parto, interessante quello che è stato detto, però io parto sempre da una questione base. Noi siamo in democrazia e votiamo le persone, e quindi noi scegliamo le persone che ci governano per un mandato, per 2 mandati, per 3 mandati, per X mandati, e le scegliamo noi però. Quindi la prima fonte dei nostri mali siamo noi stessi, che facciamo scelte nei confronti dei politici e mettiamo persone che sono insensibili, oppure per finalità di natura politica si dichiarano, sono magari sensibili all'inizio e insensibili alla fine, perché per tutto quello che riguarda l'ambiente non gli interessa assolutamente niente, oppure dimostrano il proprio interessamento nella loro, perché devono essere eletti, e poi successivamente arrivederci a tutti quanti. Quindi passano in seconda piano tutte quante le questioni che riguardano l'ambiente, la prevenzione, l'utilizzo, la sanità, ciò che è stato detto prima. Però siamo noi che abbiamo messo su quelle persone, e solitamente quando noi votiamo le persone dobbiamo anche non dargli un mandato per 5 anni e dire fai, e alla fine va bene così sempre. Alla fine di 5 anni bisogna tirare conclusione, oppure si tirano i politici per la giacchetta e gli si dice: amico caro, io sono con l'acqua ed sono 3 inondazioni che mi subisco. Cosa facciamo? Oltre allo stato di emergenza, vogliamo intervenire? Metti i soldi a disposizione, diminuiamo le aree urbanizzate in Veneto, che è una delle prime regioni in Italia come aree urbanizzate, poi ci lamentiamo perché l'acqua entra da qualche parte quando vengono giù metri cubi d'acqua in pochi minuti. Ecco, è questo che io mi sto chiedendo, perché altrimenti allora sì facciamo cosa possiamo dire? Ci parliamo addosso? Ci parliamo. Beh, almeno parliamo. Poi, però Renato, almeno parliamo, perché sennò a governarci sono sempre le stesse, e che va bene così. Allora su questo io più di tanto non ci sto, perché faccio solamente ginnastica di lamentazione, dire ma il mondo sta cambiando, e voto sempre a quella persona che poi investe, non so, non entro in politica perché altrimenti mi arrabbio su questo. Ci sono certi sul ponte di Messina e non mi sistema tutta quanta la rete, ciò che era stata curata, per dire magari secoli fa, dai veneziani, con grandi investimenti e lungimiranza fatta allora. Adesso, Renato Frigo, faccio questa parentesi perché è importante capire. È vero quello che dice, e qua sono d'accordo, nel senso che dobbiamo, Sveglia Veneti, lo dico sempre, serve anche a questo, no? Perché bisogna anche iniziare a parlare e a confrontarsi. Però, caro Frigo, ci hanno tolto le preferenze, noi non facciamo più. E se anche abbiamo qualche possibilità di fare, le sembra che abbiamo dei listini dove abbiamo scienziati, ricercatori, medici, gente veramente... Il Parlamento è fatto di avvocati, di commercialisti. Ecco, vediamo le persone che abbiamo in Parlamento. Ecco, avvocati, quasi tutti commercialisti, pochissime persone, io vorrei che mi dicessero anche, ecco, queste curricula. Allora, se andiamo a votare troviamo già tutto preparato, perché quelli sono i nomi, che ti vuoi, che non vuoi.
Tu sai chi sono questi nomi, cosa hanno fatto, perché sono stati messi là? Addirittura quelli peggiori poi, che magari sono stati anche messi da parte in Europa, perché una volta li mettevano in Europa e andiamo là, poi ci dicono che l'Europa va male, andiamo a vedere cosa è successo in tutti questi anni, non tutti, ma andiamo a vedere. Capisce Frigo che non abbiamo più neanche la possibilità di scegliere Questo è un noi. problema marginale, però è una questione generale di politica, mi scusi. Beh sì, ma e nella poi stanza dei mettiamo bottoni sull'ambiente una considerazione. Germania 540 auto per 1000 abitanti, Francia ne ha 530 per 1000 abitanti, Italia 700 auto per 1000 abitanti. E poi ci lamentiamo del traffico. Ma siamo noi italiani? È la politica che ha spinto in quel senso lì ad avere 700 auto per 1000 abitanti. Non è stato un dono del Signore oppure una legge fisica. Bisogna riuscire a formare o a votare una classe politica che sia sensibile a questo genere di aspetto. Cioè io parto sempre che il presupposto, la prima fonte dei nostri mali siamo noi stessi, che in maniera del tutto quanto disinteressata, proprio disinteressata, perché io faccio parte della categoria degli interessati, però vedo chi mi vive a fianco o di là dalla strada che ha un grandissimo disinteresse e si beve tutto quanto. La sua trasmissione è una trasmissione in cui si discute dei problemi politici. Se ha qualche trasmissione a livello nazionale in cui si parla tranquillamente del negazionismo, perché è sempre stato così, i cambiamenti climatici ci sono, va benissimo, e le persone, quelli magari raccolgono 1 milione di audience, e quelle persone lì alla fine poi esprimono la loro preferenza nei confronti dei candidati che presentano questo. Cioè, quindi siamo sempre noi la fonte dei nostri mali. Non possiamo dire i politici sono una nostra espressione, non ce la regala il vicino. Il mio vicino politico è stato mandato su perché ha preso i voti da qualcuno, preferenze o non preferenze. Quindi la classe politica che abbiamo noi è la classe politica che è l'espressione dell'Italia nello stato attuale. E così ha detto Renato Frigo. Devo andare in pubblicità, Renato, poi torniamo. Grazie. Naturalmente pubblicità. I PFAS sono ovunque e scopriamo anche appunto in questo periodo anche nelle acque di Bassano del Grappa. Oggi siamo qui proprio per questo, per la presenza di PFAS nelle acque potabili di questo territorio, una presenza che appare confermata dall'analisi dei pozzi di attingimento della rete acquedottistica. I PFAS a Bassano ci sono, questo ormai è conclamato. Ci sono sia nelle acque superficiali di San Michele sia nell'acquedotto. Attenzione però che questo è un dettaglio importante. L'acqua che esce dai rubinetti della città ha una concentrazione al di sotto dei limiti di legge e quindi è potabile, sicura eppure costantemente controllata. Ma la campagna di campionamenti fatta da un gruppo di privati cittadini questa estate, di cui abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, ha messo nelle mani della politica veneta e locale un faldone pieno di informazioni e dati e ora c'è chi vuol vederci chiaro. Ha presentato un accesso agli atti all'azienda ULS 7, Comune di Bassano, a ETRA e a ARPAV, chiedendo tutti i rapporti di prova e le analisi delle acque potabili degli ultimi 2 anni, la corrispondenza tra enti e gestori sulla qualità delle acque, i piani di sicurezza delle acque e le relazioni tecniche sui sistemi di trattamento, la documentazione sui pozzi e le fonti di approvvigionamento, i controlli esterni svolti dall'ULS negli ultimi 3 anni ed eventuali deroghe e autorizzazioni rilasciate per specifici parametri chimici.
Mentre l'europarlamentare interessava i cosiddetti enti preposti, qualcun altro filava dritto dai carabinieri con un esposto. Non voglio accusare nessuno e non voglio allarmare nessuno. Io ho preso atto di questi dati e ho fatto un esposto perché venga fatta chiarezza e vengano approfonditi i metodi di rilevazione, i risultati, dove sono stati fatti e quant'altro, i lavori fatti a Santa Croce e tutto il resto. E chiedo e ho chiesto ai carabinieri di Bassano e alla procura di Vicenza se può essere fatta chiarezza per capire nel frattempo cosa può essere successo. Il caso PFAS era approdato anche in Consiglio Comunale, dando vita a uno scambio di opinioni piuttosto vivace fra la maggioranza, nella figura dell'assessore all'ambiente Andrea Viero, e l'opposizione. E proprio dall'opposizione arriva un altro accesso agli atti, stavolta nei confronti del comune bassanese. Ho fatto un accesso agli atti per il quale sto attendendo in questi giorni i risultati, ma dai dati che ho a disposizione, che sono pubblici, abbiamo un dato importante. Anche se sotto soglia i 50 nanogrammi per litro presenti nei pozzi a sud di Bassano sono un dato anomalo, sul quale io in Consiglio Comunale ho chiesto l'attenzione alla Giunta. Sono passati pochi giorni dalla storica sentenza del Tribunale di Vicenza sui PFAS dell'ex Miteni e ora si torna a parlare di sostanze perfluoroalchiliche ed inquinamento. Stavolta però il fulcro della contaminazione non è un'azienda o un sito produttivo, ma una strada, anzi la superstrada. Già, perché dalle analisi dell'ARPAV e dell'autorità preposta ai controlli emerge la presenza di PFAS in alcuni punti ben precisi del tracciato. A darne notizia è stato il Partito Democratico nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Consiglio regionale. Ci siamo accorti, guardando i dati di ARPAV e di tutte le autorità preposte ai controlli, che questa infrastruttura viaria rischia di impattare pesantemente anche sullo stato della salute dei cittadini, del Vicentino e del Padovano in particolare. Dal 2018 sappiamo che presso la Galleria di Sant'Urbano, la prima realizzata, si è registrata una presenza di PFBA eccessiva. I dati di oggi ci raccontano che questa presenza eccessiva di PFAS nelle zone di realizzazione delle gallerie della superstrada pedemontana veneta, e dunque non solo in quella di Sant'Urbano ma anche in quella di Malo, hanno effettivamente dei livelli preoccupanti. Ecco cosa chiede il PD alla Regione dopo aver consultato i dati. Chiediamo alla Regione del Veneto, intanto di fare chiarezza in maniera trasparente rispetto a qual è veramente il contesto e le condizioni di salubrità di quei territori, e due, di intervenire immediatamente per evitare che quello che oggi sembra un possibile danno si realizzi e diventi davvero un fatto pesante sulla salute dei cittadini e sul nostro territorio. A lei il commento, dottor Claudio Di Lupo, prego. Beh, se devo commentare le ultime parole, sono la conferma, l'ultimo servizio sono la conferma di quello che dicevo. Purtroppo c'è un impatto della specie umana importantissimo. Se ragionassimo un attimo sui dati, dovremmo capirlo bene questo aspetto, cioè noi in sostanza ci siamo messi noi come specie umana ai vertici di tutto, pensando di essere i migliori. In realtà questo ha comportato dei grossi problemi, perché se noi andiamo a vedere che cosa è avvenuto nel corso dei secoli e non consideriamo i numeri, usciamo fuori strada, non riusciamo a fare i ragionamenti. Allora la popolazione umana all'inizio, quindi parliamo all'anno zero, era circa 225 milioni sul pianeta. Oggi ha raggiunto poi il primo miliardo intorno alla fine dell'Ottocento, il secondo miliardo i primi del Novecento, il terzo nel 1960, il quarto miliardo negli anni 70, il quinto negli anni 80, il sesto alla fine del secolo scorso, nel 2011 il settimo e nel 2022 abbiamo raggiunto l'8° miliardo. Ora la specie umana costituisce solo lo 0,01% della biomassa vivente della Terra, ma a partire dalla rivoluzione industriale è diventata la specie dominante. È questo che dobbiamo considerare, come noi in sostanza stiamo prevaricando tutto il resto, dimenticando che siamo parte della natura, e se non ci ricordiamo sempre questo,
stiamo correndo dei grossissimi rischi, perché stiamo alterando tutti i sistemi di difesa dell'ambiente naturale, stiamo riducendo la biodiversità all'osso, e la biodiversità è essenziale per il cambiamento, per la sopravvivenza di tutte le specie, compresa la nostra. Noi dipendiamo da tutte le altre specie, non lo riusciamo, e in particolare dal mondo vegetale. Collegandomi a questo servizio, dico appunto, questo è l'inquinamento di cui si è più parlato negli ultimi anni, ma non è l'unico, è quello che si è aggiunto purtroppo nei nostri territori a tutti quelli precedenti che c'erano già nei decenni scorsi. E questo sta alterando ulteriormente le risorse naturali. L'acqua, noi non dobbiamo dimenticare che noi siamo legatissimi alla natura, dipendiamo dall'aria. Se l'aria è inquinata respiriamo male, ci ammaliamo, moriamo. Se l'acqua è inquinata siamo circa, alla mia età, per il 60% fatti di acqua, un neonato lo è quasi al 90%, e il suolo che è fondamentale, perché tramite la salute del suolo noi poi riusciamo a sopravvivere alimentandoci, e tutta la catena, insomma, che penso conosciamo tutti. Quindi quello che io mi sento di sottolineare, questa è la nostra incoscienza, ancora una volta, l'incapacità di ascoltare, visto che siamo la specie l'Homo sapiens che può fare qualcosa, che dovrebbe fare qualcosa, stiamo buttando alle ortiche quella caratteristica che dovrebbe essere la nostra, quella della specie umana, quella di avere una razionalità e di metterla al servizio degli altri. Ora faccio solo un accenno a quello che sentivo prima. È vero che noi, se dobbiamo parlare del concetto di democrazia, viviamo in tutti i paesi a seconda, da un punto di vista politico, a seconda di quelle delle persone che sono state elette. Tralasciamo il fatto che in tutto il mondo, ma in particolare parliamo del nostro paese, l'assenteismo è grandissimo, e quindi bisogna anche capire poi chi viene eletto. Ma io accetto qualsiasi verdetto democratico. Quello che non mi va bene è che la democrazia ormai è stata denaturata della sua essenza. La democrazia dovrebbe essere un dialogo continuo con gli elettori, tutti gli elettori, e quello che sta venendo fuori negli ultimi anni è proprio questo, cioè la base, i cittadini, come dicevi anche tu prima nelle tue dichiarazioni, la base è scontenta, ma la base è scontenta non così a caso, è scontenta perché sta vivendo male. Quindi è quello che manca, un ascolto e una cooperazione, cioè non è che se io sono eletto ed è finita lì. Io devo continuamente attuare, se siamo in un concetto democratico corretto, uno scambio continuo con i miei elettori per capire quali sono le esigenze, non imponendole, perché quello che sono stati citati, no? Il numero di auto in alcuni paesi, nel nostro, eccetera, possiamo citare tantissime cose in questo senso, ma quello che condiziona il cittadino, per esempio in Italia, ad avere un rapporto auto e numero di abitanti come quello che è stato citato, è il mondo mediatico. Quindi come negli Stati Uniti, dove c'è una propaganda ad armarsi. Oggi gli Stati Uniti sono circa, vado a memoria, 340 milioni di abitanti, ma questi sono dati proprio tecnici, esistono più armi negli Stati Uniti che cittadini. Quindi è vero quello che si dice, però non è il cittadino che si fa la pubblicità delle varie auto. È che io personalmente, anch'io quando posso mi sposto in treno, quando riesco, eccetera, in bicicletta se ho dei tragitti brevi, eccetera, però quello che manca, ed è un dato incontestabile, è un servizio pubblico di trasporto, quindi una mobilità non quella nostra. Dottor Di Lupo, la interrompo perché ho un'altra telefonata, se non mi cade la linea, poi andiamo da Renato Frigo. Leone da Tre Baseleghe, vai Leone. Bene ragazzi, saluto tutti gli ospiti. Allora adesso vediamo che da questa strada viene molto inquinamento.
Adesso stanno cercando di fare questa ferrovia, la TAV, e ho visto molta gente protestare per la ferrovia. Non ho mai visto nessuno protestare per strade, autostrade, cementificazione in generale. Un'altra cosa, sull'acqua, la ricerca dell'Università di Vienna e un centro di ricerca di Zurigo hanno analizzato le piogge e hanno detto che il risultato è che l'acqua piovana è imbevibile perché viene giù già molto inquinata, ma non viene giù inquinata solo qui da noi, anche in Antartide. Perciò pensa come siamo messi, ma queste notizie non le vediamo nelle prime pagine dei giornali, non le vediamo assolutamente mai. Poi un'altra cosa, quest'estate è andato in fumo centinaia di ettari di boschi in Europa, come mai in Europa. Non vedo nessuna preoccupazione per questo, non ho sentito nessuno dire niente. È stato preso uno che stava facendo incendi, non abbiamo saputo niente di questo, se è stato condannato, quanto ha preso, niente, assolutamente nulla. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, andiamo dal nostro Renato Frigo. Allora Renato Frigo, si parlava di acqua, si è parlato del ponte di Messina, io parlerei anche della pista da bob, perché sembra che questa pista da bob abbia bisogno di tanta acqua. Avete visto che Renato sta facendo il sorrisetto e sapeva che la Mirella ci arrivava. Allora ha bisogno di tanta acqua per funzionare. Lei cosa vede, Renato Frigo? Com'è la situazione? Da dove prenderanno questa acqua? Da dove arriverà? Cosa sarà? Lei come vede questa storia che nessuno ci spiega niente? Questa pista avrà bisogno di tanta acqua, non nevica più, l'acqua manca in montagna, però a Cortina c'è, si vede che è un'isola felice dove c'è a pista da bob, che sarà qualche risorgiva che noi altri non sapemo. Prego, Renato Frigo. Allora, sulla pista da bob e la quantità d'acqua... loro andranno a pescare sicuramente, penso e ritengo, da una fonte certa che è data dal Boite, e quindi il Boite andrà ad una riduzione della portata, ma non è tanto secondo me la questione quella lì, e il problema più generale che è quello di pensare che l'acqua non è più un bene infinito, ma l'acqua comincia a diventare un bene problematico, finito. È stato citato prima anche dal dottor Lupo. Sulla questione dell'acqua, secondo me il futuro creerà più di qualche problema. Le cito sulla questione dell'acqua. Finché ci sono temporali c'è speranza che i rifugi rimangano, ma domani che ci saranno lo stesso i temporali, però è un'acqua che corre, che non si ferma, che va a rimpinguare fortunatamente le falde di pianura, però in montagna non ci sono le falde, ci sono le sorgenti, e l'acqua proviene, una buona parte dell'acqua proviene in montagna da quanta neve è stata fatta nel corso dell'anno. E non tanto dalle piogge, perché adesso arrivano piogge torrenziali, in 5 minuti buttano giù migliaia di centimetri, di millimetri d'acqua, che questa acqua corre come una freccia verso la valle e di qua verso la pianura. Ecco, e questo è il problema. Quindi ci saranno, sicuramente avranno studiato tutti quanti i fatti e come poter fare, come meglio gestire la pista da bob. Noi allora, come adesso, contestiamo questo genere di scelta, perché è stata una scelta da oltre 120 milioni o 140 milioni di euro prima, per un'attività che è marginale rispetto agli sport italiani, e diventa marginale rispetto al numero delle persone che praticano questo genere di sport. Quindi il voler per tutti quanti, per voler aver dimostrato di avere i muscoli e che sappiamo fare, sono state spese questa enormità, e la gestione ricadrà sui cortinesi
da una parte. Dall'altra parte ricadrà su tutti quanti i veneti, che avremo una bellissima pista di bob che consumerà elettricità fino a dir basta, e acqua quando ce ne sarà, e ritengo che ce ne possa essere per il momento almeno, finché c'è acqua e c'è elettricità e c'è una classe politica che non ascolta nessuno, perché questo si deve fare per fare bella figura nei confronti del resto del mondo, e quella bella figura lì ci costa 140 milioni. Grazie a Renato Frigo, grazie. Sentiamo come ci saluta il dottor Claudio Di Lupo, se vuole aggiungere qualcosa a quello che ha sentito, prego. Ti ringrazio per ridarmi la parola. Allora, proprio rapidissimamente un paio di riflessioni. Io conosco bene quella zona perché vado spesso nella valle di Cibiana, dove ho degli amici e parenti, quindi il Boite lo conosco bene quel territorio, e io dico sì, è vero, lo diciamo da anni che l'acqua sarà un problema per il futuro, tant'è vero che da anni si dice che attenzione, le guerre del futuro riguarderanno anche l'acqua, no? E noi però cosa siamo riusciti a fare? A inquinare anche, parliamo anche solo semplicemente del nostro territorio, ma in giro per il mondo sono tantissime gli esempi, siamo riusciti a inquinare una delle falde più importanti del Veneto. Quindi torno a dire, non abbiamo imparato nulla. In questo momento nel Bellunese la natura sta dando delle risposte, sappiamo tutti dei crolli eccetera. I geologi, almeno che io non sia così di parte che vado ad ascoltare solo i geologi che la pensano come me, e lo escludo perché io sono proprio aperto, io parlo di più con le persone che non la pensano come me che non con quelle che la pensano come me, perché non lo trovo stimolante. Quindi io dico, non abbiamo imparato nulla, anche per rimanere nel locale abbiamo avuto un problema con la tempesta Baia, ma non abbiamo imparato nulla, quindi chiediamoci. Noi, per chiudere vi dico una cosa che mi ha sempre impressionato come dato, cioè la biomassa di tutti i mammiferi ha una certa importanza, è costruita per circa il 60% da una serie di animali, no? Di tutti gli animali. Il peso però, e sappiamo quanto questo è stato anche controllato malamente, quindi c'è stata una riduzione della biodiversità eccetera, ma il dato su cui dovremmo riflettere è proprio questo: il peso di tutti i manufatti, quindi ci mettiamo dentro le grandi opere, le piccole opere, tutto, il peso di tutti i manufatti fin qui costruiti dalla nostra specie, quella che viene identificata anche come antropomassa, come edifici, strade, quello di cui si parlava, no? Piste da bob, cemento, plastica, tutto, raggiunge sul pianeta una cifra superiore alla massa complessiva di tutte le specie viventi. Il peso dei manufatti dell'uomo antropici raddoppia ogni 20 anni, nel 1900 equivaleva a circa il 3%, nel 2020 è arrivato a superare il 100%. Ora questo non può funzionare come modello di sviluppo. Torno a dire, per chiudere, che bisogna ascoltare la natura, ricordarci che facciamo parte della natura, e chi deve prendere decisioni deve avere un confronto maggiore con quelle che sono le esigenze della gente, che a volte non sono le grandi opere, soprattutto se poi sono fatte non del tutto bene e a loro volta inquinano. Tanto per rimanere sui campi da sci, sappiamo, sulle piste da sci, sappiamo benissimo che uno dei grandi inquinanti in montagna come i PFAS è contenuto nelle scioline. Adesso ci si sta attrezzando per cercare di sostituirle, però questo la dice lunga, cioè tutti gli ambienti sono inquinati. I PFAS sono stati trovati, non sono stati trovati solo in un punto nell'Himalaya, altrimenti ci sono dappertutto. Il signore che era intervenuto parlava delle piogge. Certo, tutto quello che noi buttiamo nell'aria ricade con le piogge, quindi è ovvio che le acque noi le inquiniamo dal basso, ma poi ci ritorna tutto indietro, quindi dobbiamo proprio fare tutto un esame di coscienza, fermarci un attimo e capire dove vogliamo andare.
Grazie veramente, grazie al dottor Claudio Di Lupo, medicina ambientale, grazie di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta Renato Frigo. Renato, come ci saluta? Noi siamo nel ringraziarvi innanzitutto dell'invito. Noi abbiamo una fortuna che possiamo utilizzare le nostre risorse sia fisiche che la nostra testa per ragionare. Bisogna che tutti quanti ci mettiamo nell'ottica di dialogare sempre di più con tutte quante le persone e in questa maniera aumentare la sensibilità nei confronti dell'ambiente. Se noi facciamo questo riusciremo a modificare innanzitutto andando a coinvolgere maggiormente i giovani, le nuove generazioni. E questo è un dato importantissimo che dobbiamo fare. Noi che abbiamo messo in crisi l'ambiente, la mia generazione, tutte le generazioni che mi seguono, che abbiamo messo in crisi l'ambiente, che siamo i generatori di questa crisi ambientale, dobbiamo fare in modo di essere noi i promotori affinché le prossime generazioni siano maggiormente sensibili e che cambino alcuni di questo sono parametri sicura. della propria vita. Di questo sono sicura, io il futuro lo vedo solo nei nostri giovani e loro mi hanno detto: vedrai Mirella che un po' alla volta ce la faremo. Sono ottimisti, perciò meglio di così. Grazie anche a Renato Frigo, già presidente CAI Club Alpino Veneto, grazie anche al dottor Claudio Di Lupo. Pubblicità.
E un grande applauso, abbiamo un attimo sfumato con Davide Conte. Grazie Davide di essere qui, vi ho portato questa mattina a casa, non vi siete mossi, gratuitamente questa musica meravigliosa suonata da questo bravo ragazzo, un ragazzo bravo come piace a Mirella, perché io ve li faccio vedere. Questo ragazzo che si è diplomato un anno prima per proprio a dare più spazio alla sua passione, che è il pianoforte, la musica. Intanto ti ringrazio veramente di essere qui, Davide, è un onore per me ospitarti, te lo dico veramente. Questi sono gli esempi che dovremmo vedere tutti i giorni, tutte le mattine, che ci fanno vedere poco, ascoltare poco, anche a scuola questa musica che si fa molto poco, lo dicono gli addetti ai lavori, naturalmente non lo dico io e non mi invento niente, perciò grazie di essere qui, è veramente un grande applauso da tutte quelle persone anche a casa, che sono tantissime, te lo posso assicurare, che ti hanno ascoltato, e adesso sentiremo cosa ci racconterà Davide Conte. Saluto anche un altro ospite gradito che è il presidente di Villa Belvedere, Marco Tappari. Grazie Presidente di essere qui. Saluto anche Michele Rocco più Simona Buonocore, che fanno parte di Penelope del Lazio. Grazie Vicepresidente appunto di Penelope, grazie anche a lei Michele Rocco di essere qui. Però io vorrei sentire subito la dottoressa Simona Buonocore, psicologa, cosa dice a questo ragazzo, a questa meraviglia che si allena 7 ore al giorno, o sbaglio? Sì. Ecco, tutti i giorni, per cercare anche di far capire a tutti quelli che poi lo ascoltano, lo ascolteranno, che ci sono anche questi ragazzi che hanno la passione, che hanno la creatività, che possono dare i buoni esempi. Prego, dottoressa Buonocore. Salve, buongiorno, grazie innanzitutto per l'invito. Che dire di questo ragazzo? È veramente un grande talento, complimenti a lui, anche perché possiamo immaginare, ecco, che richieda tanta tenacia, il fatto comunque di passare tante ore ad esercitarsi, quindi complimenti a lui, complimenti anche ai genitori, quindi il messaggio oltre che ai ragazzi sicuramente anche secondo me da rivolgere ai genitori, di consentire ai propri figli di coltivare i talenti, le passioni, i sogni che hanno, perché credo che sia davvero un insegnamento fondamentale. Grazie dottoressa. Allora sentiamo appunto adesso Davide Conte, ecco questa passione, quando ti sei accorto di averla e soprattutto il supporto della famiglia, ecco tu sapevi di contare sulla cosa più importante che è la famiglia, che capisce che c'è questa creatività in questa persona e cerca di accompagnarlo, però la scuola che è fondamentale, perciò studio e anche passione per la musica. Prego Davide. Certo, in realtà la passione per la musica non è nata subito, nel senso che ho cominciato molto piccolo, che avevo 5-6 anni, per seguire le tracce di mia sorella, che ha un paio di anni più di me, che aveva cominciato a suonare un po' prima, e quindi sì, insomma all'inizio era proprio un'imitazione da fratello minore, diciamo. Ci sono voluti un po' di anni, ma alla fine non so nemmeno io per quale ragione, ad un certo punto effettivamente mi sono reso conto, iniziando a fare esperienze nel mondo della musica, i piccoli concorsi, le prime volte in cui si suona in pubblico, conoscendo anche altri ragazzi con lo stesso percorso, mi sono accorto effettivamente che era una strada che volevo intraprendere, e con gli anni è una cosa che è sempre cresciuta. Chiaramente, come diceva giustamente lei, la famiglia, il supporto della famiglia è stato importantissimo, perché chiaramente io penso sempre che serva molta fortuna anche per fare un percorso del genere, perché bisogna trovare gli insegnanti giusti, certo, però bisogna anche avere un ambiente familiare che supporti questo percorso. E sì, lì non si può scegliere chiaramente, quindi ho avuto questa grande fortuna della famiglia che mi continua a supportare tutt'oggi, anche accompagnandomi, soprattutto mio papà, in giro per l'Italia a suonare. E però appunto c'è anche la componente della scuola, indubbiamente. Io ho cominciato appunto quando ero molto piccolo in questa scuola di paese di Roncade, dove abito. Adesso è una scuola che continua a lavorare nei territori adiacenti, quindi Roncade, Quarto d'Altino, Marcon, Casale, tra i comuni di Treviso e Venezia, ed è una scuola in cui in realtà che mi ha formato anche moltissimo umanamente. Infatti continuo a vivere in quell'ambito
al momento sia da studente, diciamo parzialmente con la mia insegnante di tutta la vita, diciamo, ma anche come talvolta docente per fare qualche sostituzione, e sto aiutando sempre di più ad organizzare, quindi insomma tengo molto a questo ambiente anche a livello umano, ed è un ambiente che mi ha formato molto. Senti Davide, la scuola come i ragazzi, i tuoi compagni, gli amici, ecco, gli studenti in generale, come sei stato accolto? Hai avuto qualche problema oppure hai avuto sempre a fianco dei ragazzi bravi, come li chiamo io, i bravi ragazzi? I bravi ragazzi sono quelli che ne fanno in tutti i colori, qualcuno dice no è un bravo ragazzo, no, per me sono ragazzi bravi. Come vedi, ecco, la scuola, questo bullismo, questa aggressività, tu invece che stai cercando con la dolcezza proprio di trasmettere questi suoni meravigliosi? Beh, di sicuro durante il percorso, soprattutto quando si è più piccoli, si trovano alcuni compagni che magari qualche commento lo fanno, e di sicuro è capitato anche a me, però è una cosa a cui ho sempre dato relativamente peso, anche perché appunto si sta parlando sempre di minoranze all'interno dell'ambiente classe. In realtà ho sempre trovato grande appoggio da parte degli insegnanti e da parte anche di molti compagni. Poi insomma, appunto stiamo parlando magari di commenti che vengono fatti quando si è all'elementare, in cui tutto insomma si vuole un po' fare medie, là il più... Sì. Però sei forte, ecco, questo dimostra, ecco, la volontà invece di capire, ma tutto sommato ce la faccio a superare anche questi ragazzini che cercano un po' di mortificarmi, di umiliarmi, ma io sono più forte, questo devono fare, però ci sono le fragilità e là purtroppo non c'è niente da fare. Abbiamo Antonietta da Padova. Ciao Antonietta. Signora Mirella, buongiorno. Io sono commossa all'osso perché guardi, ho visto mio marito da piccolo, da giovane, che dopo insegnava sul conservatorio di Padova. Poi mio nipote, avrei voluto veramente che avesse un amico come lui, perché c'era il conservatorio di Vicenza, poi era bravo, perché era veramente bravo, ha 18 anni adesso, però ha smesso. Per me è stato un dolore fortissimo. Bravo, complimenti, bravissimo. Io la vedo tutti i giorni, ho fatto anche sul mio 730, quello esatto, 4 anni, ho fatto anche, dico anche agli altri, spero che l'hanno fatto, complimenti a lei, vorrei tanto conoscerla in persona. Grazie infinite, buona giornata, bravissimo, complimenti. Ecco, vedete che io dico sempre... Grazie, buona giornata. Grazie, che a casa hanno piacere di vedere, di sentire, non tutte, specialmente diversamente giovani, riescono a spostarsi, Presidente Tappari, portare anche queste meraviglie, queste eccellenze che abbiamo nel territorio a suonare all'interno di queste residenze per diversamente giovani, o portarli, quelli che riescono ancora a essere vivi, ne abbiamo tanti. Io ho telefonate da 92, 95 anni che ci dicono noi siamo vivi, perché venite a prenderci. Allora Presidente, cosa dice al nostro Davide Conte, a questa veramente meraviglia di creatura? Allora Mirella, innanzitutto ti ringrazio ovviamente per l'invito, ma ti ringrazio di avermi invitato nel giorno in cui ho avuto il piacere anch'io di conoscere oggi Davide, e davvero complimenti, penso di poterli fare a nome di tutti quelli che stanno guardando la televisione in questo momento. E faccio due riflessioni, Mirella, se posso, grazie allo spunto che ci ha dato Davide, perché quello che abbiamo visto, le immagini che abbiamo visto, ma soprattutto quello che gli abbiamo sentito dire con una maturità, un'intelligenza che sono un esempio per i nostri giovani, perché vanno presi ad esempio quando troviamo situazioni come questa. Scusa, siccome non sei una donna, quanti anni hai? 19. Ok, ecco, quindi conferma a maggior ragione quello che sto dicendo, perché è un esempio che va preso in considerazione, perché è l'espressione di quando le cose funzionano mettendo insieme tante cose, la famiglia, la passione, coltivare l'intelligenza e la bravura dei ragazzi, coltivare, perché lui stesso ha detto che era partito quasi come un'emulazione della sorella, poi qualcuno ha coltivato una passione, no? E è diventata un'eccellenza. Ora dico questo
con un pizzico di amarezza per certe situazioni che vediamo nelle scuole di oggi, perché ci sono situazioni dove pur essendoci i ragazzini e avendo la possibilità di avere le classi e avendo la possibilità di avere gli indirizzi, succede come nel comune dove ho la casa di riposo io, Crocetta del Montello, che nonostante l'interessamento del sindaco, delle famiglie e nonostante i numeri ne dessero la possibilità, credo che l'anno prossimo non ci sarà nemmeno l'indirizzo musicale alla scuola media di Crocetta del Montello. Quindi, cioè, davvero l'appello è questo a tutto il mondo in generale, famiglie, istituzioni, scuola, associazioni culturali. Prendiamoli da esempio questi ragazzi, se servono, da come ho capito io, loro girano il Veneto, girano la provincia, girano l'Italia per portare la loro testimonianza. E l'Europa. Anche l'Europa. Che sia da esempio, cioè che sia da esempio per andare in meglio, non per andare in peggio. Scusa Mirella, ma sono partito così stamattina. Sì, ma caro Presidente Tappari, sta alla politica anche capire, perché ormai è tutto politicizzato, sono loro che sono nella stanza dei bottoni, che investono, devono investire nelle scuole, devono investire nell'arte, nella musica, in quella che è la cultura in generale nel nostro paese, che dovremmo vivere di cultura. Noi dovremmo vivere di prodotti e di cultura. Invece viviamo di cemento, ultimamente solo cemento. Ecco, respiriamo, mangiamo cemento, ormai hanno trovato le nanoplastiche anche nel cervello, l'ha detto il dottor Giacomazzi ieri mattina, tutti quanti abbiamo la plastica nel cervello, poca ma ce l'abbiamo, pensate che messaggi stanno arrivando, ma loro sono fiduciosi, li vedete, e come dico io, un po' alla volta ce la faranno, così mi hanno detto i tuoi amici studenti, mi hanno detto Mirella ce la faremo ad avere il mondo in mano, tanto è vero che partono anche, sono tutti quasi giovani, giovanissimi, ecco, per aiutare gli altri, quando manifestano sono sempre loro, anche se qualche diversamente giovane forse non ha capito bene che forse sta manifestando anche per una vita più tranquilla anche per loro. Allora invece adesso vorrei passare al vicepresidente di Penelope Lazio, Rocco Michele. Allora quello che veramente traspare però è la solitudine che purtroppo molte persone non riescono a superare, scappano da casa, si allontanano, fanno dei gesti estremi. Ho letto questa mattina una mamma che si è a Trento, che purtroppo è morto con il suo bimbo di 4 anni, non so se lo sapete, ma è successo anche questo. Ecco, l'ho letto questa mattina, perciò un abbraccio grande a queste famiglie. Cos'è la solitudine, la disperazione? Cercare anche di scappare, poi magari trovi l'orco dietro l'angolo, perché questo succede, ne abbiamo parecchi in giro, altri che non ne abbiamo parecchi, visto come siamo messi anche con la salute mentale. Cosa vede lei, Presidente, soprattutto nel Lazio, come va? Prego. Nel Lazio non va assolutamente bene, insomma, è incontrollabile, diciamo, come grandi città, grandi metropoli, ne succedono di tutti i colori, insomma, a differenza del piccolo centro che magari sono più seguiti e sono più monitorati dalle istituzioni. Qui le cause non è soltanto la solitudine, ma qua ci stanno anche problemi psichici gravi, abbiamo problemi anche nei nosocomi, insomma, che si allontanano queste persone che vengono ricoverate, e poi ci sta ultimamente questo fenomeno di questi giovani ragazzi e ragazze di 15, 16, anche a volte 12 anni, che non si capisce se per loro è un gioco, si allontanano da casa e dalle proprie famiglie. Sì, è vero, però è anche vero che ci vorrebbe anche un controllo diverso, Presidente, io lo dico sempre, cioè delle volte vedo che non riusciamo a capire come aiutare. Le spiego il perché. Io ho avuto un insegnante, un docente, lo dico anche a Davide, il quale ha detto: noi tutte le mattine è come salissimo sul Monte Bianco, lo dico quasi tutte le mattine, e noi vediamo chi sono i nostri ragazzi, quelli più fragili, quelli che avrebbero bisogno di supporto, ecco, quelli che hanno bisogno del dialogo. Il problema è vedere chi di noi ha voglia di scendere e di incontrarli e di aiutarli.
e purtroppo, lo devo dire, molti miei colleghi non lo fanno. Allora capisce, Presidente, se già ci sono questi problemi nella scuola, se già ci sono problemi nelle famiglie, io parlo anche con queste ragazzine specialmente che adesso stanno imitando anche i ragazzini, perché abbiamo diviso, non parliamo mai di persone, sempre noi dividiamo ragazzi, cattivi, buoni, e le quali mi dicono, e ne ho sentite due particolarmente al mare quest'estate, è passato uno yacht molto grande, erano in 4-5 amiche, e una di loro ha detto, vedi, io fra un pochi di anni sarò su uno di quelli. Perfetto, ho detto io, meglio di così. Ambiziosa. E poi mi sono guardata in giro e sa cosa ho visto? Ho visto figli che chiedevano al genitore, in vacanza, Presidente, papà vieni a fare il bagno? Ah, non ho voglia. La mamma non c'è mai, non so ma dove siano ste mamme delle volte, ma non una volta, più volte. Cioè io ho parlato di solitudine, perché c'è tipo e tipo di solitudine. Tu puoi avere tutto e puoi essere il più solo del mondo. Però il problema è che poi, soprattutto adesso con queste persone che hanno problemi mentali, poi le farò vedere cosa è successo ieri, è stato fatto uno studio sulle droghe, da impazzire i numeri che sono emersi e cosa prendono questi ragazzi per diventare forti, per avere più un senso. Dico che non ci siamo proprio, Presidente, perché il mondo del volontariato, che dovrebbe essere quello da supporto in caso non ci sia la famiglia, in caso che la scuola non riesca ad arrivare a questi ascolti, perché ci sono dei segnali, Presidente, di disagio, è inutile che mi dicano che non è vero. Cioè, non sei, un po' esaurio, diciamo qua nel Veneto, esaurio, sì, siamo esaurio. Capisce, Presidente, che hanno diviso anche il mondo del volontariato, non riusciamo ad arrivare alle fragilità. Per fortuna ci sono associazioni come la vostra e grazie alla vostra associazione sono stati identificati e soprattutto riportate a casa tante persone. Ma se non ci foste state voi, cosa sarebbe stato di queste persone? Le persone che spariscono all'improvviso e non si trovano più, abbiamo dei numeri incredibili, ma dove sono andati a finire, Presidente? Io ho fatto un po' un panorama per far capire perché dico la solitudine, perché puoi trovarti solo in tante circostanze, non essere in grado di reagire. Prego, Presidente. Sì, queste assenze, chiamiamole non giustificate, sono numerosissime, sono tante, però non è soltanto, ripeto, la solitudine, sono tanti anche fattori economici, fattori familiari, fattori che lo Stato a volte non riesce a dare una risposta a delle problematiche che hanno delle persone anche di una certa età, che magari si separano, lasciano la famiglia, non sanno dove appoggiarsi, dove dormire, quindi si sentono un po' una nullità nella società. Quindi questo qui dovrebbe essere dovrebbe un interessamento dei servizi sociali, insomma, di prendere in carico e seguirli seriamente, anche con dei sussidi se è il caso, oppure cercargli un lavoro. Altrimenti ce le troviamo sempre nelle stazioni che qualche familiare ogni tanto ne denuncia la scomparsa, ma poi fondamentalmente appena vengono ritrovati, essendo maggiorenni, loro dichiarano che vogliono rimanere nella loro, chiamiamola, solitudine, nell'amarezza che hanno da tutta la vita trascorsa. Sentiamo anche la dottoressa Simona Buonocore. Allora, dottoressa Simona, come leggiamo questi ragazzi, ma non sono solo ragazzi, sono persone diversamente giovani. Mi dispiace per il Presidente, ma io alla fine le parole che sento, io ho anche un banco alimentare molto importante, Presidente, l'unico in Italia all'interno di un ente pubblico, alla fine, dottoressa, la parola che sento è sono sola. Ecco, tutti quanti alla fine mi dicono questa parola. Nessuno mi ascolta, sono completamente sola. Prego, dottoressa. Sì, allora innanzitutto il fenomeno della scomparsa direi che è un fenomeno molto trasversale, come diceva lei, giovani ma anche diversamente giovani. Io alla parola solitudine preciserei una solitudine forse più emotiva, perché come si diceva prima si può essere anche in mezzo a tanta gente ma comunque sentirsi solo, non ascoltato, non visto e questo è secondo me il dramma più grande. Dal mio punto di vista posso dire che
una componente che si trova alla base di molte scomparse è quella delle problematiche psicologiche che oggi in Italia sono in fortissimo aumento, problematiche psicologiche che però vengono sminuite, derubricate, sottovalutate, ma questo non solo dalla gente comune che non le sa, che ovviamente non ha gli strumenti per poter diagnosticare, no? Lei prima diceva è esaurito e quindi non riesce a diagnosticare come si dovrebbe una patologia psicologica o psichiatrica, ma molto spesso, e questo è il vero dramma, proprio dai tecnici, dagli operatori della salute mentale, che purtroppo non riescono, non vogliono, c'è questa tendenza a sminuire e a non prendere in carico soggetti di questo tipo. Grazie. Sentiamo anche cosa ne pensa il presidente Marco Tappari. Lui si occupa prevalentemente di diversamente giovani. E là veramente vediamo anche in questi giorni le truffe che vengono fatte a queste realtà, veramente anche a questo veramente picchiare selvaggiamente queste figure che non si possono difendere. Abbiamo visto il servizio l'altro giorno qui da noi. Cosa sta succedendo? Soprattutto queste residenze aperte, ma controllate soprattutto perché sono fragili quelli che sono all'interno. Prego. Sì, io credo che per affrontare il tema, che è il tema della solitudine, come diceva la dottoressa, effettivamente è un tema trasversale, questo è innegabile. Il rischio è che nell'anziano venga accentuato, no, il tema della solitudine. Molte volte uno pensa viene parcheggiato in casa di riposo e viene lasciato lì. Ecco, questa idea non deve passare, perché questo tipo di situazione viene utilizzata proprio per dare una continuità non solo in quelle che possono essere attività giornaliere o supporto sanitario in attività giornaliere, ma soprattutto servono a mantenere il corpo, ma soprattutto la mente attive. E tu prima hai dato uno spunto, Mirella, mi hai quasi rubato l'idea, perché tu sai che noi abbiamo appena finito, no, la nuova Villa Belvedere, l'abbiamo ampliata e a giorni avremo lo spostamento degli ospiti in tutta l'ala nuova, no? Dove abbiamo previsto, anche prima hai toccato un punto, il tema della demenza, no? Chiamiamolo Alzheimer, sostanzialmente ti porta a dimenticare quello che è il tuo passato. Ecco che situazioni come può essere, diciamo, l'aspetto culturale, multiculturale, come ad esempio la musica, può davvero accompagnare queste persone a sentirsi meno soli anche nel momento, anche nel contingente. Però Mirella, il tema della solitudine è un tema importante e mi sento di dire questo sulla solitudine. Abbiamo la fortuna in Veneto, come rete veneta, di avere tanti attori che si occupano dell'anziano, del disabile, del solo. E credo che davvero la valorizzazione di questa rete, mi viene in mente la cooperazione sociale, no? Cioè il tema del terzo settore, senza il quale davvero certe situazioni non verrebbero prese in carico, deve essere, secondo me, sostenuto e valorizzato comunque dal pubblico. Cioè dobbiamo avere, tu prima hai citato la politica, no? La politica è fatta dalle persone, cioè sono sempre le persone che fanno la differenza. Quindi secondo me davvero le persone che hanno responsabilità decisionale devono cercare di capire come è meglio investire per evitare questa come altre situazioni, cioè, questo è fondamentale. Allora, dopo andremo a vedere anche questo video di questa Villa Belvedere, questa nuova ala, perché bisogna anche capire, io dico sempre, cosa viene fatto nel territorio, ecco, come vengono spesi anche i soldi pubblici, certo. Perché non ce lo fanno mai vedere, cioè io vorrei invece vedere, perché sono anche soldi nostri, direi, perciò dove vengono impiegati. Andate su internet, no, tu vieni qua e lo spieghi, 1 + 1 fa 2, e noi vedrete che capiamo anche a casa, capiranno molto bene. Quello che voglio chiederti invece, Davide Conte, tu da solo non sei mai stato, perché la passione della musica, questo strumento meraviglioso che ti ha accompagnato in questo percorso, che tu piano piano hai saputo amare, hai saputo dedicare il tuo tempo. Ecco, io penso
che bisogna vedere la solitudine in varie sfumature. Tu hai trovato un punto di riferimento che è fondamentale. Io penso che sì, i ragazzi, ecco, io ricordo quella, dicevo a Davide, quella grande orchestra che è stata chiusa dai 14 ai 22 anni, messa in piedi da questo grande uomo che purtroppo non c'è più, Tullio Giacomini, che non ha avuto invece il supporto per andare avanti. Sono passati migliaia di ragazzi, molti sono diventati dei maestri fantastici, ma soprattutto il messaggio che dava, no, non è stata supportata. Inutile che vengano, nessuno mi ha ancora telefonato a dirmi che non è vero quello che dico, tanto è vero che il fondatore proprio qui davanti alle telecamere ha detto: ho bussato a tutte le porte ma nessuno mi ha aperto. Lui si è sempre arrangiato, e pensate che contributo ha dato questo uomo. Sto parlando di età dai 14 ai 22 anni, forse tu sei l'unico che può capire quello che voglio dire, ecco, non tanti lo capiranno, ecco, fondamentale. E soprattutto, sai, Tullio mi diceva sempre, amate lo strumento. Ecco, lo strumento è il primo che ti fa poi andare avanti. Aveva ragione Tullio dire questo, Davide? Sì, mi trovo assolutamente d'accordo, anche perché chiaramente appunto suonare uno strumento come il pianoforte, ma in generale suonare uno strumento musicale presuppone il fatto che tu devi trovare questi attimi di studio, che non sono solo attimi, sono ore e sono momenti di solitudine, perché sei da solo con lo strumento, quindi però è una solitudine che ha effettivamente un significato differente di quello di cui si parlava ora con gli altri ospiti. È una solitudine che di sicuro magari è difficile da affrontare, nel senso che appunto ti mette in contatto diretto con quella che è la musica, e tu sei lì effettivamente a dover utilizzare il tuo tempo in quel modo, senza distrazioni, ecco. Di sicuro però è anche, io credo che se da una parte c'è questo aspetto di sicuro di solitudine, di singolarità, diciamo, nel percorso musicale, c'è anche tantissima socialità, nel senso che di sicuro trovare, soprattutto durante i concorsi, mi viene in mente tantissimi giovani che condividono un percorso, è sempre una cosa estremamente importante. E inoltre anche nella scuola di cui parlavo prima, mi sono dimenticato di dire il nome, ma si chiama Iris Musica, è un'associazione culturale musicale. In questo ambiente abbiamo sempre fatto, io e gli altri miei colleghi cresciuti con me, dei percorsi certo singoli, però soprattutto grazie alla nostra insegnante che ci ha sempre tenuto moltissimo, abbiamo sempre creato un gruppo che esiste ancora oggi, un gruppo che adesso addirittura è un gruppo di giovani che va dai 16 ai 28 anni, se non sbaglio, 28-29 anni, un gruppo che adesso sta organizzando un festival dedicato ai giovani, Festival Stile Classica, che quest'anno sta proprio vivendo la sua terza edizione, iniziata domenica scorsa. Quindi io credo che sì, che la musica ti debba far affrontare effettivamente il fatto di stare da soli, ma che è uno stare da soli positivo, se si trova chiaramente la componente positiva, poi per alcuni può anche non esserlo, ma soprattutto ti apre un mondo di possibilità e di conoscenze che è unico, secondo me. Hai fatto bene a dirlo, perché c'è solitudine, c'è chi ama stare solo con la natura, ad esempio, ma è una solitudine che accompagna, non è, come hai detto tu, è una bella solitudine. Dobbiamo vedere dall'angolazione con la quale si guarda la solitudine. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno al signor Conte, bravissimo, complimenti. E al signore che è di fianco, che non mi viene il nome. Buongiorno. Marco Tappari e anche gli ospiti collegati. Perché ho acceso tardi questa mattina. Però a parte questo, io ho due cose da dire, Mirella. Allora, il signore del Belvedere, sì, il signore del Belvedere, mia mamma è stata, come avevo già accennato in varie trasmissioni vostre, una RSA ai Configliacchi, che è un'eccellenza, perché i Configliacchi è per i ciechi. Dunque diciamo che io non ho mai avuto problemi con mia mamma, e mia mamma aveva un caratterino non indifferente, Mirella, però facevano i film, ballavano, mia mamma non partecipava, però io ho visto proprio, c'erano delle signore e dei signori che proprio passavano la giornata in allegria, poi quando era l'ora di mangiare, cioè
io sono stata molto contenta sia del personale, sia del direttore, sia del primario, perché c'era il primario che se mi chiamava, se mia mamma aveva ultimamente, sai, problemi, che dopo purtroppo è deceduta a 93 anni. Dico un'altra cosa, il pianista che è di fianco, complimenti intanto, io ho un cugino, Mirella, che da piccolo mia zia lo portava, adesso ha 55 anni, lo portava a scuola di chitarra, perché lui voleva suonare la chitarra. E mia zia da Battaglia Terme a Padova centro lo portava una volta o due alla settimana, perché lui aveva questa passione, ed era una passione veramente radicata. Passano gli anni, lui, il suo papà era cieco, purtroppo diventato dopo, e poteva avere il posto in banca perché una volta funzionava così. Lui si era diplomato geometra, però non ci pensava proprio Mirella, però gli piaceva la natura, e adesso è direttore dove vendono le piante, gli alberi, tutte queste cose qua. Però cosa ha fatto? Si è preso il diploma al conservatorio. Sto ragazzo, dico ragazzo perché per me è un ragazzo, mio nipote, che è bravissimo, ha i capelli rasta fino a metà schiena, e tutti i parenti, Mirella, tu immagina la cultura, cioè la mentalità, non è neanche da condannarli, le zie, ma perché non si taglia quei capelli, ma perché non si taglia? Li ha ancora. Lui fa lezione al pomeriggio ai ragazzi, avrà 20 ragazzi, insegna alle scuole medie, mi pare, musica. Insomma, guarda Mirella, allora io dico, lui ha avuto la possibilità perché ha avuto dei genitori, ecco questo bisogna dire, che hanno capito cos'era veramente la sua passione. Perché purtroppo Mirella c'è anche una mentalità, e tu penso che lo sappia, che ma cosa ti dà da mangiare la musica? È vero o no? Grazie Sandra, fammi andare avanti perché ho altri ospiti, sei stata molto chiara, l'abito non fa il monaco, per fortuna che tuo nipote ha avuto anche questa famiglia, anzi io direi che sono quelli più sensibili, ecco io ne conosco tantissimo, hanno una sensibilità a questi ragazzi che va oltre quello che pensiamo, forse dovremmo parlare più con loro e forse ascoltarli di più, prenderemo di quelle lezioni di piano, di chitarra, di tromba, perché veramente allora viene fuori tutto quell'amore e la sensibilità che hanno. Allora però Presidente Rocco, quello che volevo capire, Rocco Michele, è però abbiamo anche la tecnologia e la ricerca che ha fatto passi da gigante, ecco questi strumenti che possono individuare anche queste persone, ma si usano poco, non conosciamo, ecco lei cosa vuole dire, com'è la situazione? Perché se c'è anche la tecnologia che può aiutare, cerchiamo di capire se c'è questa tecnologia, quanto costa, non si sa mai niente di niente, però la tecnologia, la ricerca e la scienza vanno avanti. Prego, Presidente. Sì, la tecnologia sicuramente negli ultimi tempi ha aiutato, insomma, i risultati si vedono, sono tangibili, però non sempre è applicata per tutti gli scomparsi, perché ci stanno situazioni più di emergenza, allora viene fatto più tempestivamente. Io ne approfitto anche della presenza del presidente di questa RSA vostra, che noi abbiamo casi di anziani allontanati da queste RSA e non abbiamo avuto nessuna collaborazione da parte della struttura, perché cercano penso, immagino di limitare i danni non avendo contatti con noi diciamo che rappresentiamo i familiari, non danno informazioni su come erano vestiti al momento dell'allontanamento, a volte avendo delle telecamere non ci danno un filmato per poter capire se è uscito da solo, se si è allontanato con qualcuno, come era vestito, insomma, da avere anche delle informazioni più importanti. Qui nel Lazio sono successe spesso questi allontanamenti dalle RSA
a volte ripetute dalle stesse, quindi non hanno capito il problema e come intervenire per magari evitare questi allontanamenti. A maggior ragione pazienti con demenza senile, con Alzheimer, che questi hanno anche altre patologie, quindi hanno bisogno anche di assumere delle medicine, dei farmaci e soprattutto sono dei grandi camminatori. Loro hanno come una calamita verso le parti boschive, insomma si allontanano in questi luoghi chiamiamoli della natura, insomma non so che tipo di attrazione hanno su questi luoghi, i corsi d'acqua, si allontanano da quelle parti e purtroppo passando le 48 ore noi li definiamo che li troviamo, come diciamo definiamo noi, a muso per terra, perché si sentono male e cadono per terra, e quindi li troviamo così, in queste condizioni, e voglio far capire al Presidente e ovviamente parteciperà a tutti i suoi colleghi che le informazioni quando si allontana una persona dalla struttura sono importantissime, perché più informazioni abbiamo, più collaborazione c'è e più teniamo anche, diciamo, non a bada, insomma rassicuriamo anche i familiari, perché un familiare che soprattutto nelle strutture a pagamento hanno pagato, investono mensilmente dei soldi per un proprio congiunto, hanno anche bisogno di avere informazioni, quindi noi facciamo anche da tramite a queste, li tranquillizziamo, li facciamo assistere dalla nostra psicologa su quanto hanno bisogno, insomma su tutte queste cose, quindi ne approfitto anche di questo spazio per fare questo. Ha fatto benissimo Presidente, la ringrazio anche per averlo detto, poi sentiremo Tappari. Abbiamo Italo da Padova, pronto? Cara Mirella, buongiorno a te, ai tuoi ospiti e ai tuoi gentilissimi collaboratori. Italo Guglielmo. Ecco, io volevo chiedere a questo bravissimo interprete che hai in studio e che ho avuto il piacere di ascoltare questa mattina, volevo porre una domanda. Qual è il suo rapporto con chi le costruisce gli strumenti? Perché noi citiamo sempre l'interprete e lo merita, ma abbiamo una storia per cui siamo arrivati al pianoforte contemporaneo a cui lei riesce a dare l'anima. Qual è il suo rapporto con chi le costruisce lo strumento? La ringrazio, la saluto e mi ricomplimento nuovamente. Grazie Italo Guglielmo, prego. Allora, per quanto riguarda in realtà il mondo dei pianisti moderni, perlomeno rispetto magari a quelli che possono essere i violinisti, non c'è effettivamente un rapporto particolare tra il costruttore dello strumento e l'interprete, più che altro perché appunto si sta parlando di case di produzione più grandi, di marche internazionali. Per i violini in realtà mi viene questo esempio, chiaramente esiste ancora molto di più la figura del liutaio. Specialmente in Italia. Esatto, di cui c'è una grandissima tradizione chiaramente, però sì, per quanto riguarda effettivamente la storia che ha portato a questo strumento contemporaneo, effettivamente è molto interessante scoprirla. Ci sono anche delle fondazioni che hanno delle bellissime collezioni di strumenti storici in cui danno anche l'opportunità magari di suonare, di provare questi strumenti e di scoprire come si è arrivati ad oggi. Poi indubbiamente l'interprete appunto si confronta con la figura più che altro dell'accordatore, diciamo, se parliamo di tecnici dello strumento, quindi sì, non c'è un vero e proprio rapporto con il costruttore purtroppo, però sì, perché alla fine lo strumento dopo la costruzione ha una crescita lungo gli anni che dipende da tutti quelli che ci suonano, tutti quelli che lo accordano, quindi sì. Però io penso, Davide, che nel momento che tu ami questo strumento, che lo accarezzi, che lo chiudi con tanta gentilezza, lo ami e ami quello che ha creato questo strumento. Certo. È tutto assieme, perché questa passione deriva anche che tu puoi veramente esprimerla con questo meraviglioso strumento. Automaticamente ami anche chi ha inventato e continua a dare questi strumenti meravigliosi. A parte gli strumenti, Presidente Tappari, io ho avuto a tempo fa, penso anche 2 anni fa,
presidente dell'ISRA, che lei conosce benissimo, no, il direttore, io lo chiamo presidente, ma il direttore Giorgio Pavà, che ha portato questi strumenti, uno in particolare per il cercapersone, nel senso, non mi ricordo se era un orologio o un braccialetto, era una cosa di queste due, dove chiunque avesse questa cosa veniva rintracciato. Mi spiega perché non si investe, riesce Rosetta, adesso arriva la domanda di Mirella provocatoria, ma non si può investire in questi strumenti nel momento che anche questa persona, come dice il Presidente, che ormai i numeri li abbiamo, tendono a uscire, andare su posti pericolosi, perché forse è la natura a mio avviso, Presidente, ecco, il richiamo della natura che li fa avvicinare ai ruscelli, a queste acque pericolosissime. Se invece hanno questo strumento al braccio, forse si riesce a capire che magari quando esce magari suona, magari come a sveglia, non sarebbe male, non so, io non so, ma ci sono o non ci sono, Presidente, questi strumenti? Allora, grazie per la domanda Mirella, e anche grazie al Vicepresidente per gli spunti, perché si collegano entrambi. Allora, parto con ordine e arrivo a risponderti. Noi fortunatamente in Veneto abbiamo una rete di case di riposo, chiamiamole centri di servizio, che principalmente sono pubblici, no? E il privato è comunque ad uso pubblico, e quindi abbiamo la fortuna che certe situazioni sono comunque mediate. Tutti abbiamo l'associazione familiari che è presente all'interno della struttura. Tutti collaboriamo con le forze dell'ordine, anche nella nostra struttura succede ogni tanto che qualcuno si allontana, ma tempestivamente e fortunatamente con le indicazioni che seguiamo, che ha dato il Vicepresidente, che sono correttissime, riusciamo sempre nel brevissimo tempo a recuperare la persona. La tecnologia, Mirella, sfondi una porta aperta con il sottoscritto, è fondamentale andando avanti per la gestione di queste cose, non solo all'interno delle strutture. Io vi invito un giorno a vedere quello che è il nostro, io lo chiamo reparto Alzheimer, di fatto sembra di essere a casa, e quindi investi in tecnologia e in struttura. Ma non solo all'interno, perché le situazioni di fuga o di allontanamento che è volontario ma di fatto è involontario, sono potenzialmente pericolosissime, perché come diceva il Vicepresidente, se non li trovi velocemente è un rischio. La tecnologia c'è, Mirella, c'è, e gli investimenti si possono fare. La volontà di farli in accordo con i familiari deve essere condivisa, perché comunque è uno strumento per rintracciare una persona, sai che in Italia deve essere gestito attraverso tutta la normativa, però io su questo ringrazio davvero l'associazione familiare della mia struttura, perché quando abbiamo proposto soluzioni di questo tipo migliorative e soprattutto, diciamo, a favore della sicurezza delle persone, sono sempre stati favorevoli. Andiamo a vedere questa nuova ala. Giusy, aspetta, perché devo correre, perché non ce la faccio, sennò, però andiamo a vedere questa nuova ala, perché quando si investe veramente in cose veramente utili, specialmente per questi scrigni meravigliosi che sono i nostri diversamente giovani, bisogna anche vederli. Andiamo a vedere.
Abbiamo in linea Giusy, vai Giusy, veloce. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io faccio i complimenti a Davide, il nuovo Mozart veneto, che vedo che ha la passione che sta esplodendo da tutti i pori, perché l'ho visto suonare e lui non vede nessuno, vede solo la musica. Complimenti Davide, sai, Grazie. sei il nuovo Mozart veneto. Ciao, arrivederci, buongiorno. Grazie cara Giusy, vedi Davide, quando ti ho detto facciamo vedere, ecco, questo video è importante, io so a casa quanto amano vedere la persona, ascoltarla, ma anche vederla all'opera è fondamentale. Grazie veramente Giusy, penso che a Davide faccia piacere, ma lo inviteremo ancora naturalmente. Presidente, adesso lo so che la Mirella è la solita, però bello, complimenti, perché vabbè, però tanti cubi, cioè a me piace più quello vecchio come stile, Presidente. Lo so che la sicurezza, cioè non dipende da lei, naturalmente ci mancherebbe, ma una volta erano più armoniosi, anche in sicurezza. Abbiamo visto questi piccoli terrazzini. Ecco Presidente, guarda, perché sa che, cioè lo so che la sicurezza, ma è possibile che viviamo ormai solo di cubi, Presidente? Ecco, mi sembra tutti ospedali, tutti, lo so che è l'aria, Mirella, che ogni volta non te va bene, però è giusto dire anche magari sperando di migliorare. Per fortuna che c'è il verde, Presidente, alberi, ho visto che allora l'armonia diventa... Ma che cubi, ragazzi, viviamo di cubi ormai, però se la sicurezza è questa, mi ritiro. Prego, Presidente. No, Mirella, il fuori è una cosa, poi il dentro devi venire a vederla. Io ho visto fuori, dentro vedremo un'altra volta. Dentro lancio una proposta, Mirella, lo vieni a vedere quando organizzeremo il concerto con Davide. Adesso è libero, caro mio, nella sua agenda e nella sua agenda, nella sua scaletta, noi ci infileremo volentieri. Un 110 e lode, bisogna vedere se è libero, vero Davide? Volentieri, certo. Ecco, ha detto volentieri, l'avete sentito tutti, quindi lo abbiamo precettato. Detto questo, Mirella, l'aspetto architettonico purtroppo sai che non dipende né dal povero Presidente né... Lo dico sempre, hai perché ragione. non mi piace, lo dico, non mi piace. Hai ragione, poi sai, le gare strutturali per gli enti pubblici sono gestite a gara, c'è un progetto, c'è una commissione che non è interna alla struttura, che valuta, che devo però dire, Mirella, scusami, al di là del gusto estetico, permettimi di spezzare una lancia sia per il progettista sia per l'impresa che ha realizzato i lavori, perché non dimentichiamoci, ecco qui la vedete praticamente quando era quasi finita. Vorrei dire questo, Mirella, che ce lo siamo dimenticati troppo presto. Concedimi 20 secondi. Questo è un progetto che è nato dal nostro Consiglio di amministrazione nel 2018 attraverso l'assegnazione di un fondo che è stato dato dalla Regione Veneto. In mezzo abbiamo passato 3 anni di Covid, la speculazione sulle bollette, la speculazione sulle materie prime e che ancora non è finita. Quindi sostanzialmente siamo passati, e qua permettimi che dico davvero brava alla mia struttura, siamo passati da un'opera che doveva costare 2,5 milioni di euro, alla fine realizzata, finita e con gli ospiti dentro ne costa quasi 6 milioni di euro. Ecco, non certo per volontà o per aggiunte che abbiamo fatto, semplicemente per tutto quello che ho detto prima. Noi siamo riusciti a garantire la copertura economica di tutta l'opera, che costa il triplo, praticamente senza aumentare da 3 anni le rette della struttura. Ora dico questo perché qualcuno si sensibilizzi al fatto che sono strutture pubbliche e quindi non possiamo andare a gravare sempre sull'ultimo della catena, cioè su ospiti e famiglie, il fatto che lo dico in Veneto, geseskei, ma se non ci sono soldi non possiamo pretendere che sia la gente a dover pagare 3.000 euro al mese per poter pagare le strutture. Allora un punto in più lo do al Presidente Taffari, visto che prima non mi piaceva all'esterno, però all'interno e per quello che ha detto penso che meriti, perché di solito aumenta tutto, lui non ha aumentato le rette, penso che sia fondamentale. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella, veloce. Sì. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e soprattutto a Davide Conte che è bravissimo, 1000 volte bravo, l'ho seguito prima
ho battuto le mani, ero qua a casa. Complimenti proprio. Quando avevo 25 anni sono andato a vedere Riccardo Cocciante a San Stino di Livenza. Io diventavo matta per Riccardo Cocciante. Una cosa da matti. Andavo in tutte le parti che andavo a suonare. Ecco. Comunque le faccio i complimenti e chissà che continua così sempre. Vedrai che avrai successo. Allora, Ciao, vi alzo con la tromba, vi chiudo quasi con il pianoforte, cioè più di così, tutto gratuito a casa. Ma vedete come apprezzano? Vedete, Presidente, che ora Zommi che dov'è fare quel salto in più di far vivere queste persone? Con la musica, con l'arte, non so. Guarda Mirella che noi facciamo teatro, musica, enogastronomia, ortobotanica. Di più, rilanza Presidente, di più. Allora andiamo dalla psicologa invece, la salutiamo. Dottoressa, cosa ne dice questo anziano diversamente giovane, come li chiamo io, perché gli occhi non invecchiano mai, neppure il cuore. La pelle sì, ma loro sono giovani, voglio vivere, voglio dire la loro. Cosa dice questa partecipazione anche da casa di queste persone che gratificano e forse si sentono anche meno sole, grazie anche a questi personaggi che io invito, che vari. Cosa dice, dottoressa? Assolutamente, che è una bellissima compagnia, no? È un modo comunque per trascorrere una mattina in compagnia con persone che poi entrano tutti i giorni nelle case dei telespettatori e che quindi diventano anche un po' di famiglia, per cui complimenti a voi, insomma, per il servizio che offrite. Dottoressa, come ci lascia? Che appello vorrebbe fare alla politica? Ecco, se avesse di fronte il ministro anche le pari opportunità, io non so cosa faccio, io non le vedo mai, non riesco a capire anche su che contesto si muovono e soprattutto per aiutare queste fragilità a 360 gradi. Cosa dice, dottoressa? Quale appello vuole fare? Ma il mio appello è quello sicuramente, ecco, che ci si occupi della salute mentale, perché è importante, è fondamentale, perché non c'è salute senza la salute mentale, quindi di avere maggiore sensibilità, maggiore attenzione rispetto a questo tema, che comunque già tanti passi si stanno facendo, ma bisogna ancora superare dei tabù legati a questo argomento. E più in generale, per quanto riguarda invece il mondo degli scomparsi, nel quale insieme al vicepresidente Micale, insomma, ci occupiamo di questo mondo con tutta l'associazione Penelope Italia e noi nello specifico il territoriale di Penelope Lazio. Ecco, anche qui i numeri sono drammatici, è un fenomeno drammatico del nostro paese, quindi una maggiore attenzione a partire proprio dalle autorità, dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, quindi ricordarci sempre che le denunce devono essere fatte in modo tempestivo, senza far passare neanche un'ora, 2 ore, ma denunciare subito, immediatamente. Chiunque può fare denuncia anche telefonicamente. Grazie, non ho più tempo grazie per a voi salutare per tutti gli ospiti, Buon per lavoro. farli salutare, però un grande abbraccio, veramente grazie a tutti, anche a lei, veramente grazie Michele Rocco di essere stato con noi, grazie anche a Davide Conte, a Marco Tappari, grazie pubblicità, grazie. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli sono morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara per
conquistar la trincea, Savoia si va. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. Oh Monte San Michele, bagnato di sangue, tentato più volte ma invano, Gorizia a pigliare. Monte Nero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea, Savoia si va. Ed è con noi questo musicista, autore Ricky Bizzarro. Ciao Ricky, un piacere averti ospiti, complimenti ancora una volta per questa bellissima canzone che dovrebbe far riflettere in molti, però la storia non ha insegnato niente. Ricky, come stai vivendo questi momenti? Io so la tua sensibilità, ecco questi morti, noi vediamo quelli di Gaza, vediamo quelli dell'Ucraina, ma non vediamo anche quelli che ci sono in tantissime guerre, che non ce li fanno vedere, che non li ricordiamo. Io invece vorrei ricordarli tutti questa mattina, perché sono persone meravigliose che non dovevano morire. Cosa sta succedendo alla cultura, all'arte, alla sensibilità? Per fortuna che ci sono i giovani e i meno giovani come te. Prego Ricky. Intanto ciao Mirella, sono sempre molto contento di essere qui perché noi siamo amici da molto tempo e ti rispetto molto, per quello sono anche qui, perché ho molto rispetto di te come persona. Detto questo, cosa penso di questo periodo? Penso che
è un brutto film, è qualcosa di surreale, di irreale. E sai, io faccio parte di una generazione, io sono nato nel 62, quindi i miei genitori, i miei nonni erano passati attraverso le guerre. Noi siamo cresciuti con racconti di guerra, tutti noi, e siamo cresciuti anche con l'illusione che non ce ne sarebbero più state. Questo ci insegnavano a scuola, quando tu andavi a catechismo, quando tu andavi, quando parlavi con i vecchi, no? Con i vecchi nel senso con i genitori, la sensazione era che non dovesse mai più succedere, che l'umanità aveva capito quell'orrore e aveva capito che non ce ne sarebbe più stato. In realtà siamo smentiti. Il video che hai visto prima, noi abbiamo rifatto quest'album della Grande Guerra, quindi della guerra grande, come dicevano i vecchi, che insomma più di 100 anni fa è successa, e quegli orrori si stanno ripetendo tale e quali. Quello che sta succedendo a Gaza, io faccio sempre un parallelo che magari è azzardato, posso capire che sia azzardato, però io penso, se durante la Seconda Guerra Mondiale, se durante gli orrori dei campi di concentramento in Germania, anche in Italia, ci fossero stati i social media, cioè se tutto quello fosse accaduto con la comunicazione che c'è ora, cioè se ne saremmo stati così a guardare quello che succedeva, avremmo ascoltato i politici in televisione che cercano di aggrapparsi agli specchi per giustificare quello che non è assolutamente giustificabile. Cioè saremmo stati tutti in casa fermi a guardare, a capire e a dire sì però anche a quei, sì però anche a st'altri, sì ma colpa noi, e avremmo guardato un massacro di bambini, di vecchi, eccetera. Avremmo fatto questo mi chiedo, cioè non capisco se sia proprio, cioè se l'umanità sia difettata, cioè se noi esseri umani siamo realmente difettati, cioè cresciamo con un difetto di fabbrica, sai, come i pezzi in catene di montaggio. I vecchi dicevano Maccai, siamo Maccai. Questa cosa qua io penso, quindi io sto assistendo, quello che posso fare, io sono un autore, sono uno che scrive le canzoni, posso scrivere le canzoni, ne sto scrivendo e uscirà fra poco qualcosa, insomma, che parla di questo abominio. Ma in realtà è il senso di frustrazione che abbiamo, cioè, ci sentiamo impotenti di fronte a quello che accade. Però, e siamo sempre lì pronti a prendere parte. Ecco, è un'altra cosa che non capisco. Noi dobbiamo prendere una parte, o siamo con questi o siamo con che altri. Ma cosa vuol dire? Cioè non vuol dire nulla. Non dobbiamo essere con questi o con quelli, noi dobbiamo dire siamo contro l'abominio, siamo contro gli assassini, siamo contro la guerra. Questo Senti Ricky, però abbiamo visto in queste manifestazioni degli ultimi giorni invece che le persone sono scese in piazza, erano anni che non vedevamo tanta partecipazione di persone contro la guerra, per la pace, tantissimi giovani ma anche di diverse età. Ecco, questo, come dici tu, questo sconvolgimento che c'è stato anche nel popolo che comincia a ribellarsi, a dire non vogliamo più la guerra, questi giovani che partono con queste navi per cercare di portare aiuti, ognuno poi la vede dalla sua angolazione, fa le proprie riflessioni, però è un popolo in movimento. Io erano anni che non vedevo questo, anzi Supini, Chini al potere, ecco, qualcosa si sta muovendo e questo devo dirlo veramente Ricky, grazie ai giovani, però sono loro che protestano, come ripeto delle volte anche con azioni che possono essere anche divisibili, ma lo fanno per tutti noi, hanno il coraggio di metterci la faccia nel bene e nel male. Cosa dici Ricky? Io dico che è sempre stato così, la storia lo insegna, cioè quelli che hanno cambiato realmente lo status quo delle cose sono stati i giovani, in qualsiasi rivoluzione, qualsiasi... Vediamo se riprende Ricky che si è bloccato un attimino
perché bisogna sentire anche dal mondo della cultura questo aspetto così drammatico. Ecco, come avete sentito, Ricky sta cercando di incidere un'altra canzone, un altro disco, per far capire anche la sensibilità del mondo della cultura. Allora, in attesa che vediamo se riusciamo a riprendere, andiamo a vedere un altro video, il Pra di a Fiera, sentiamo cosa dice e vediamo il collegamento. Casagrande e se ricorda di guerra, gira gira tutto il mondo, gira finché va per terra e pianta ciodi su per muri senza mai toccare niente, e pianta ciodi per ricordarsi che ha perso tanta gente. Piero gira gira il mondo, gira finché va per terra e cose sveglia non si in letto ma sei in mezzo al prato a fiera. Esterina Bartoel, haga un nome che la conta, acciappa tutto quello che viene e non te muoia anche la punta. I che gaccavado fioi, perché faceva quel mestiere, e adesso mi si aggrappa i vini e associato dal becchiere. A Esterina gira il mondo e gira finché va per terra, e queste sveglie nasi in letto, ma sei in mezzo al prato a fiera. La cesira americana, a se partia col bastimento, a se partia qua già racea, una mattina de gran vento. In Amazzonia, in te foresta, mi sia dai bestie e ai cristiani, a far nassa tosatei e a tagliar tronchi e rami. E a cesira gira il mondo e gira finché va per terra, e qua si sveglia nasi in letto, ma sei in mezzo al prato a fiera. Tony morte l'ho gadito, mi non voglio più paroni, sei da quando che sono nato, che mi rompe i coglioni, che mi dice cosa fare, senza domandarmi niente, e più che faccio e più che slobo, e più mi passa avanti gente, e Tony gira gira il mondo, e gira finché va per terra, e cose sveglie non si in letto, ma sei in mezzo al prato a fiera. Jimmy Buso se fai pere, il gira a domandar monea, il ciapa sono dappertutto, il pesa come una sardea. I dice che il gaviana stecca, che a te copava se a te ciapa, i dice che con pugno secco, e che indormenza una vaca. E Jimmy gira gira il mondo, e gira finché va per terra, e cose sveglie non si in letto, ma sei in mezzo al prato a fiera. Il vecchio mande oro, 20 a manga una bossa, e arriva dritto i motorini, cantando bandiera rossa. Ecco te lo vedi de mattina, e par proprio un uomo nuovo, ecco te lo becchi cose sera, e se sappia come un uovo, e così il tacca a sigare, finché il prete non si sveglia, e poi il tacca a bestemmare, girando intorno al prato a fiera. Resi cani che sommo, che ha fatto il marinaio, che gira i 7 mari, qua che trova quel del formaio. A resi quello che ciapà, lo che sposa vestia di nero, poi si scampada via d'accesa, se vedremo in cimitero. A resi gira gira il mondo, e gira finché va per terra, e qua si sveglia non si in letto, ma si in mezzo al prato a fiera. Proprio ieri il mega scritto, il
dice che il pensava peso, che in gara non si male, e il dice magno dormo leso. E me manca i fiori anche che i nomi, che te ha scritto sue canzoni, me manca ancora un per de anni, e dopo scampo da prison. E cocciapo sono giro il mondo, giro finché vo per terra, e come sveglio non so in branda, ma sono in mezzo al prati a fiera. Intanto ti ringrazio Ricky per aver fatto rivivere queste figure con Mirella, sono tutti amici cari di Mirella, Ricky lo sa, perciò mi ha fatto un enorme piacere vedere questo prato meraviglioso, uno dei pochi prati che ancora esistono. Speriamo che qualcuno riesca a capire l'importanza del prato della fiera, il Luna Park che adesso fra poco, anzi è già arrivato. Ecco Ricky, cosa vuol dire il ricordo di quello che è stata la storia anche del prato della fiera, come di altri posti in Italia? Ecco, ricordare, invece è stato sconvolto tutto, ecco, non si riesce più a capire, ecco, se c'è ancora un prato e se c'è, guarda cosa è diventato, parcheggio. Prego Ricky, la musica, la cultura non ha insegnato niente? No, volevo rispondere alla cosa di prima, che poi è caduta la linea. Sì. Mi hai fatto una domanda molto interessante sui giovani, no? Stavo dicendo che i giovani sono sempre stati protagonisti di qualsiasi rivoluzione, cioè i grandi cambiamenti li hanno fatti i giovani, sempre, e questa qua è una, come dire, è una costante nella storia dell'umanità, perché quando sei giovane hai l'arroganza, la supponenza di poter cambiare le cose, sei utopico, no? Ed è quella la forza che ti spinge ad avviare un vero cambiamento. Quindi viva i giovani sempre e comunque. Quello che noi abbiamo visto nelle piazze per Gaza è un segnale fortissimo, molto molto forte, ma arrivato magari un po' tardi, ma che Dio lo benedica, insomma, ecco, è un segnale molto forte e i giovani sono protagonisti, sono veramente come dire, la forza motrice dell'umanità. Senti Ricky, io ho avuto una conversazione un po' forte l'altro giorno con un nostro coetaneo, il quale diceva che anche una volta c'erano questi bulli, anzi eravamo peggiori noi di quelli di adesso, ci picchiavamo di più, usavamo sostanze stupefacenti molto di più. Io invece ho contestato, ho detto no, non è vero, noi avevamo il rispetto che molti giovani, non tutti, qualcuno non ha più, i valori, noi avevamo i valori. Tu da che parte stai? Ma guarda, è vero che i giovani, la gioventù è sempre stata, come dire, per dire indietro, in boio, no? Ma è anche giusto che sia così. La gioventù deve bollire, cioè deve essere in movimento. Ma è vero anche quello che dici te. Noi siamo cresciuti in famiglie con un'educazione, noi potevamo picchiarci, ci potevamo picchiare, ma alla fine, cioè, non so come dire, andavamo bene insieme, ecco, questo intendo dire. C'era questa sorta di scontro-incontro. Adesso, se posso dire la mia, la gioventù ha alzato di molto l'asticella, di molto ha alzato l'asticella dello scontro. Adesso, cioè non è colpa dei giovani, calma, la gioventù non ha nessuna colpa, la colpa è dell'informazione. Io immagino sempre, se quando fossi stato giovane ci fossero stati i social, sarei stato spacciato, tipo, tutti noi saremmo stati spacciati. Cioè, i ragazzi sono bombardati da messaggi sbagliati, sono bombardati da messaggi sbagliati. Adesso, se tu parli con un ragazzino di 13-14 anni, anche con una ragazzina, il valore massimo che loro hanno
sono il cash, loro dicono il cash, il denaro, i soldi, la ricchezza. Non importa come tu possa diventare ricco, l'importante è che tu diventi ricco, perché hanno il modello di questi trapper, di rapper che hanno le macchine, che hanno le belle ragazze, che hanno i gioielli, che hanno i soldi e che hanno anche però, mostrano le pistole, mostrano i mitra, cioè c'è questa incitamento, voglio dire, all'essere un gangster, all'essere un gangsta, no? E quando hai quell'età là, quando sei giovane, che hai 13-14 anni e non hai una famiglia, cioè magari ce l'hai la famiglia, ma la famiglia è come se non ce l'avessi, cioè nel senso che non hai nessun tipo di esempio, non hai nessun tipo di riferimento, allora a quel punto tu scegli la strada più facile. Per affermarti all'interno del tuo gruppo devi essere il più figo, come dicono adesso. Il più figo è quello che fa più cazzate, ecco, perdonami il termine, ma è quello che si mette in mostra di più facendo questa cosa qua. Quindi girano col coltello. Adesso se tu senti i telegiornali, le notizie, c'è una notizia di accoltellamento ogni giorno, ma tra ragazzi di 13-14 anni, cioè ci rendiamo conto? Cioè girano col coltello e si accoltellano. Perché? Perché non hanno il senso del castigo, cioè non hanno capito bene cosa gli può succedere nella vita o cosa questo può portare, perché non c'è nessuno che glielo fa capire, non c'è nessuno che glielo insegna. I genitori sono assenti, sono latitanti, anzi gli danno sempre ragione, cioè ti danno sempre ragione. Quando È caduto ancora? Niente, io a questo punto veramente devo chiudere perché devo andare in pubblicità, è terminata la trasmissione, perciò saluto Ricky Bizzarro, lo facciamo salutare dalla regia, lo inviteremo ancora perché è un uomo, un ragazzo diventato uomo veramente con un bel vissuto alle spalle e anche può essere un esempio per tanti giovani, visto che loro amano la musica e hanno sensibilità, perciò inviterò ancora Ricky Bizzarro, che saluto e ringrazio, e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella. Permesso sorpresa. Ciao Gianni. Ciao Mirella. Come sta tu? Adesso abbastanza bene. Ciao caro. Come va Gianni? Non che c'è male adesso, non c'è male. Diciamo che hanno fatto un buon lavoro qua, sia in chirurgia che soprattutto qua in urologia. Sì. Ho trovato dei bravissimi medici e dei bravissimi infermieri, veramente sono rimasto colpito dalla professionalità delle persone. Allora Gianni, questo è l'assegno della grande famiglia dell'Ete Veneta. Ecco qua. Grazie, molte grazie. Guarda, lo trovo veramente, oltre che degli amici a questo punto, che ti aiutano veramente nel vero senso della parola. Sei brava, sei famiglia. Sì, bravissima. Brava, bravissima. veramente brava. Bravissima. Ascolta Gianni, cosa è che ti provi? Diciamo da quando che te ne hai conosciuto, che ti arrivi veramente a tocchi, potessi arrivare da me. E invece adesso ti scommissi anche fisicamente, veda dai che ci si dio, dai, date veramente. Mi sento più tranquillo. Ho ragione ora. Certo, ecco, mi sento più tranquillo, mi sento le spalle protette, mentre prima ero lasciato come che giorno per giorno te vivevi e senza sapere domani cosa che succedeva. Invece adesso te sa che qualcuno se ti mi risponde, magari in ritardo rispondo, ma rispondo. È vero Gianni, magari in ritardo, ma rispondo. Certo. E ora Gianni, noi altri ti facciamo tanti auguri, ti sa che noi abbiamo trovate, ti va sereno in operatoria, ti sa che noi altri gli siamo, non c'è nessun problema. Questi soldi aiuteranno anche a tuo figlio in tanto in attesa dei tempi migliori. Certamente. E in bocca al lupo. Va bene Gianni? Grazie Mirella, grazie, e a tutti quelli di me crepi lupo. No. In bocca al lupo, no? In bocca al lupo vuol dire mandare fortuna, perché la lupa, quando ha il lupetto in bocca, lo sta proteggendo. Tu capito? Quindi vuol dire fortuna e non
Però non si ha da dire, è solito detto. Bocca al lupo, grazie, si dice. Ecco, abbiamo sentito una storia nuova stavolta. E ora grazie a te Gianni e se vedremo la prossima settimana, veniamo a trovarti. Ciao e grazie. Ecco, e grazie anche alla grande famiglia di Veneti Schiacciati che mi permette di aiutare queste persone. Ciao!